fatti con arte dal 1960. Pantina Santaglio, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il pareggio in extremis contro il Napoli ha caricato l'ambiente Cagliari, che ora cerca la vittoria determinante dopo 2 ottimi pareggi nella trasferta di Empoli contro una squadra di Nicola completamente rivitalizzata dal suo arrivo. Io sono Andrea Sanne, come in studio a fornirci statistiche e curiosità abbiamo Francesca Berghina. Buon pomeriggio Franci. Buon pomeriggio a tutti. E in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nella partita con i suoi 3 minuti di cronaca, la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buongiorno a tutti, 3 ma ogni quarto d'ora, perché sennò la gente per 3 minuti non sta ad ascoltare. 3 minuti sì, ogni quarto d'ora di cronaca, ma poi tutto il pre-partita, durante l'intervallo stiamo a chiacchierare insieme anche nel post partita. Sì, partita delicatissima, dopo la vittoria del Verona per 1-0 sul campo del Sassuolo, il Cagliari deve necessariamente accelerare e mettersi nel mezzo del gruppone, laddove oggi potrebbe anche terminare nella bella bagarre o il Frosinone o il Lecce, che si affrontano in uno scontro diretto che potrebbe anche in questo caso dire qualcosa di importante. Una giornata importante questa per quanto riguarda il Cagliari, deve cercare assolutamente di vincere e magari di festeggiare il compleanno di Washington Tabarez, che oggi compie i suoi anni e che è un ricordo piacevole per quanto mi riguarda, ma penso per tutti i tifosi del Cagliari. Forse uno dei maestri che ho avuto la fortuna di incontrare quando ho iniziato a fare le radiocronache e che mi hanno aiutato a guardare il calcio in un determinato modo, lui e Bruno Giorgi in particolare. Oggi il Cagliari deve cercare di fare un po' quel che ha iniziato a fare contro il Napoli, credere nelle sue possibilità, andare a cercare la vittoria, attaccare l'avversario e inquadrare lo specchio della porta. La Padula è chiamata all'appello, anche perché poi non c'è Pavoletti, non c'è Petagna, il compito potrebbe essere riservato a Sciamulo che è appena rientrato. Insomma, la Padula deve dimostrare il suo valore, altrimenti è meglio giocare con Luvumbo, Gaetano e Oristanio, che hanno recuperato posizione, o attenzione con Kingston Mutuanda, che è stato convocato e non ha giocato ieri con la Primavera, quindi a testimoniare che non è solamente un viaggio di vacanza per il giovane gambiano, che potrebbe anche essere l'uomo nuovo di questo finale di campionato, essendo un ragazzo già pronto, che faceva già i campionati a grande nel suo paese, forse che si sente anche stretto nella Primavera, che sbaglia tanti gol ma che è sempre lì, ha la possibilità di segnare tantissimo, e questo significa che sa anche avere il fiuto del gol, e vedremo se potrà essere anche lui uno degli interpreti di questo momento particolare del Cagliari, che a marzo si gioca buona parte della sua salvezza, perché se dovesse riuscire a incamerare una serie di risultati utili consecutivi andrebbe certamente a fare bene. Nel frattempo andiamo a vedere le formazioni delle due squadre, con la possibilità quindi di andare a scoprire ciò che il Cagliari sta facendo, e da questo punto di vista dobbiamo dire che c'è una curiosità immediata, e cioè che il fatto per la prima volta in questo campionato Claudio Ranieri conferma la formazione pertanto che è la seguente: Scuffetta tra i pali, Nandez a destra, Mina e Dossena centrali, Augello a sinistra, 2 mediani Macumbu e Deiola, 3 trequartisti Ianco, Gaetano e Luvumbo, e la Padula punta avanzata. Questi sono i giocatori che sono stati messi in campo quest'oggi da Ranieri contro un Empoli che si adatta forse al Cagliari, e schiera Caprile tra i pali, Ismaili, Valukiewicz, Luperto e Cacace, che abitualmente giocava un po' più avanti. A centrocampo Marin, Mare e Kovalenko, 2 trequartisti, cioè Cambiaghi e Cancellieri, e poi la punta avanzata Mattia Destro, e da questo punto di vista non sono affatto felice, perché Destro è un po' la bestia nera del Cagliari, ha segnato tante volte contro la squadra rossoblù. Preferivo certamente l'Albertone Cerri, che veniva annunciato alla vigilia e che è finito ad Empoli in questa sessione invernale del calciomercato. Anche lui uno di quelli che ha sempre l'opportunità di poter dire la sua in Serie A, malgrado i gol che ha segnato sono veramente pochi, lo sono veramente in numero risicato, lo sono stati in numero risicato con il Cagliari. Pensate che per quanto riguarda Cerri i gol con il Cagliari sono stati appena 5 in 74 presenze, tantissime. Assolutamente sì, quindi queste le premesse per un weekend che urla decisioni salvezza, urla partite fondamentali per quanto riguarda la bagarre finale per rimanere nella massima serie italiana. Un Cagliari che è reduce dal pareggio con il Napoli di Luvumbo. Franci, tu eri allo stadio, come è stato poi assistere a questo pareggio, e che sentimenti ti dà oggi in questa gara contro l'Empoli? Sì, ma sicuramente non è la prima volta appunto
che il Cagliari fino all'ultimo ci tiene tutti col fiato sospeso, quindi l'emozione era alle stelle, anche perché era da tanto che anche i tifosi si aspettavano un cambio di marcia, e proprio questo è avvenuto anche se nell'ultimo minuto. E infatti proprio quello che oggi deve fare la squadra è mantenere la stessa mentalità e la stessa fisicità anche che ha già iniziato ad avere con il Napoli. Quindi sì, e oggi c'è bisogno di qualcosa di più anche per andare contro la scaramanzia, perché poi, come ha detto bene da Vittorio, adesso sono andato a cercarmi le prestazioni di Destro contro il Cagliari. Destro ha giocato 11 partite contro il rossoblù, 8 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte e 8 gol fatti, quindi Vitto, hai proprio ragione a temerlo. Sai perché me ne ricordo, Andrea? Perché ho fatto qualche radiocronaca nella mia vita e quindi è capitato di incrociarlo. Tu invece dovresti allenare la memoria. Sì, perché Francesco ho il sospetto che non abbia visto la partita allo stadio domenica, o sbaglio? Mi sa che infatti Andrea diciamo che era distratto, era un po' distratto il ragazzo, infatti si deve rimettere bene anche lui. Ho perso un po' il concetto. Succede davanti a tutte queste partite, le emozioni del Cagliari poi ti prendono il sopravvento e ti portano anche a confondere poi le settimane, perché 2 pareggi di fila, poi 1-1 tutti e due, cioè è complicato. Dai. Accettiamo questa giustificazione. Accettiamo la giustificazione. È importante essere anche sostenuto dai propri colleghi. Andiamo invece a sentire chi ci sostiene da casa attraverso il nostro WhatsApp al 340 51 86036. Il nostro Manuel da Cagliari ci scrive il suo Forza Cagliari, invece Alessio ci manda il suo consueto Forza Casteddu, che speriamo possa spingere i condottieri rossoblù, oggi chiamati davvero a una partita determinante. Si rivede, Vito, in formazione il Nandez terzino che abbiamo ammirato nella scorsa giornata, e come hai detto tu però stavolta sembra quasi l'Empoli a farla a specchio rispetto al Cagliari. C'è un po' di timore anche, o forse solo rispetto, da parte di Davide Nicola, visto e nonostante il bene che sta facendo alla guida dell'Empoli. Sì, il bene che sta facendo, perché riportiamo alla giusta dimensione quello che sta facendo Nicola, che ha avuto un pizzico di fortuna, diciamo, in queste ultime partite. Intanto perché le vittorie sono arrivate contro la Salernitana e contro il Sassuolo, che sono 2 squadre che stanno perdendo un po' con tutti. 2 delle 3 vittorie. L'unica vittoria che ha contato è stata quella con il Monza, la prima in casa, dopodiché ha pareggiato con la Juventus giocando in 11 contro 10 per oltre un'ora. Espulsione di Milik al 15° minuto. Ha pareggiato in casa con la Fiorentina e insomma, se vai a vedere, non è che ha fatto questa grandissima impresa. Il calendario quest'anno mette di fronte a tronconi determinate squadre, cioè se noi andassimo ad analizzare anche lo spezzone del Cagliari, una volta uscito fuori dal turbine delle prime 10 della classe, sembrava che stesse facendo un cammino straordinario. Poi incontri le prime della classe e ti rendi conto che poi non funziona più allo stesso modo. Quindi ridimensioniamo per evitare di fare il mostro un po' più grande di quello che realmente è, anche perché poi andiamo a vedere, gioca con Valukiewicz, che teoricamente abbiamo scartato, gioca con Marine, che è in prestito dal Cagliari, gioca con Cerri, che abbiamo scartato, cioè non è che abbia questo potenziale tecnico, probabilmente ha uno spirito di squadra chiaramente in questo momento decisamente votato al positivo, quello che dobbiamo conquistare noi, ma se cerchiamo di cominciare a ricostruire la nostra autostima e dopo aver giocato col Napoli facciamo anche i dovuti paragoni ad esempio col Sassuolo, che poi l'ha presa di brutto nel momento in cui ha giocato col Napoli, insomma possiamo anche dire che il Cagliari non sta affatto male e che oggi potrebbe dimostrare che nella corsa per la salvezza non è affatto l'ultima della classe. Esatto, è proprio così, e speriamo di poter assistere a una partita da subito convinta da parte dei rossoblù, come fatto vedere anche nello scorso match appunto contro i partenopei. Mina e Dossena torneranno, ormai stanno creando quel centro difensivo importante, col passare delle settimane c'è sempre più intesa, è da lì che poi si deve costruire anche le sicurezze di un giocatore come Augello, che ha dalla sua l'esperienza ma ogni tanto sbaglia, e da un giocatore come Hernandez che ha dalla sua l'intensità ma si trova a fare un ruolo che ha fatto poche volte in carriera. Sì, poche volte in carriera, ma se il maestro Tabarez l'ha battezzato terzino destro, qualche motivo ci deve essere, ed ecco la ragione per la quale nel momento in cui ha giocato difensore di destra è stato capace non solamente di difendere ma anche di attaccare, e forse nella zona di campo che a lui è più congeniale, e cioè dalla difesa fino alla tre quarti, senza dover necessariamente entrare in area, dove la confidenza con il gol è veramente poca da parte di Nandez. Io credo molto che
sul fatto che oggi si possa magari vedere qualche posizione un po' più corretta per quanto riguarda Luvumbo e Gaetano. Ne abbiamo parlato. Luvumbo è un giocatore che deve giocare soprattutto addosso ai difensori, vicinissimo alla prima punta, e Gaetano è un giocatore che deve andare a cercare la palla, a fare il centrocampista, a fare anche il trequartista all'occorrenza, ma dandogli la possibilità di spaziare in tutto il campo. Quindi queste due posizioni secondo me sono il correttivo ultimo a questa squadra, che con Oristanio potrebbe avere veramente l'uomo in più per riuscire a determinare un cambio di rotta definitivo da parte del Cagliari, perché sono i giocatori che possono dare fantasia, possono dare equilibrio, possono dare effettivamente non solamente una chiave difensiva al gioco del Cagliari, ma anche una certa attitudine all'attacco e, se volete, una certa precisione sotto rete. Un Empoli che presenta comunque una formazione abbastanza compatta, anche abbastanza difensiva, se poi dobbiamo andare a vedere, perché i centrocampisti comunque sono dotati per la maggior parte di doti di contenimento più che di spinta, e effettivamente ti aspetti forse la prima partita in cui il Cagliari avrà un maggiore possesso della palla, Vitto, o continueremo comunque a vedere l'idea di Ranieri del andare a riprendere palla, ripartire veloci per andare a sorprendere l'avversario? Guarda, mi preoccupa poco Cacace oggi, perché c'è Nandez a quella parte e quindi è impegnato, però i due che dobbiamo tenere d'occhio sono Cambiaghi e Cancellieri. Sono due giocatori capaci di trasformare l'azione difensiva in azione offensiva, di capovolgere subito l'azione, hanno tanta tecnica e possono essere veramente due giocatori difficili da contenere. Quindi molta attenzione la dobbiamo riservare nella linea mediana, dove Macumbu e Doiola hanno un compito arduo, quello di neutralizzare appunto anche questi due giocatori. Per il resto secondo me siamo nella condizione di poter far male all'Empoli, abbiamo la possibilità di vincere, e lo dico con convinzione, andando più a vedere la struttura della squadra e andando a pensare a quelle che possono essere le possibilità che noi abbiamo anche in zona d'attacco, con giocatori che possono incidere nella difesa empolese, anche se poi lo dobbiamo dire, come hai detto giustamente tu, è un Empoli che sa difendere bene con tutti gli uomini, che li tiene soprattutto per questo, e che affida il suo arco e le sue frecce ai giocatori che dalla tre quarti ed in attacco cercano di spingere molto. Ripeto, a questi abitualmente si aggiunge Cacace, ma oggi Nandez da quella parte secondo me è una garanzia per evitare che Cacace possa dare grande contributo nella corsa di sinistra. Ci scrive il nostro Luigi al 340-5186-036: ciao, non possiamo perdere, forza Cagliari oggi. Quindi è questo lo spirito di una squadra che deve andare a conquistarsi dei 3 punti che sarebbero veramente importanti per il proseguo della stagione, perché come detto seguiremo anche in contemporanea l'altra sfida salvezza che vedrà impegnate il Frosinone e il Lecce. Da questa giornata, da queste 2 partite delle 3, si potrà intravedere anche una bagarre finale che ci apprestiamo a vivere in maniera veramente sgomitante, così possiamo dire, Vitto, perché c'è effettivamente un grande distacco quest'anno più degli altri anni tra le prime della classe, o comunque quelle le squadre virtuose, e le ultime che si stanno lottando la salvezza. È un cambiamento anche di questo calcio, perché solitamente erano meno le squadre che restavano invischiate. Ma direi che addirittura i tronconi sono 4, ce n'è una davanti, l'Inter, le altre poco più sotto, un altro con troncone a ridosso della coda, e una ultima, la Salernitana. Sì, hai detto bene, la differenza tra 2 blocchi del campionato si vede molto di più tra le prime 3-4, cioè se noi pensiamo soprattutto all'Inter e poi subito dopo con qualcosa in meno al Milan, alla Juventus, all'Atalanta, a queste squadre, ci rendiamo conto che forse qualcosa è cambiato. Ma c'è anche un significativo intruso in tutto questo, che è il Bologna, che fino a poco tempo fa era una squadra che era alla nostra portata. Ricordiamo che noi al debutto di campionato abbiamo perso, praticamente alla seconda di campionato abbiamo perso con il Bologna per un errore del nostro portiere. Quindi significa veramente tanto questo, significa che noi all'inizio del torneo tenevamo testa a questo Bologna, vuol dire che c'è qualcosa che è successo, che succede,
che fa squadra e che alla fine finisce per appiattire le differenze. Diciamo che è un campionato dove ci sono squadre strutturate e squadre che non sono strutturate. In quelle dove non sono strutturate ci sono i particolari problemi. E se poi andiamo ad analizzare anche quello che appena ho detto con il Bologna e lo riportiamo al fatto che il Cagliari non riesca a vincere con le grandi, il Bologna che in questo momento è quarto in classifica, possiamo considerare una grande che poi siamo anche riusciti a battere in casa, quindi diciamo che uno dei tabù possiamo mezzo sfattarlo se lo andiamo a vedere rispetto alla stagione corrente, Vito. Oggi bisogna sfattare l'altro trovando la vittoria in trasferta. Assolutamente sì, ci credo talmente tanto e lo sai che non è una bugia, perché nel nostro Ghost Ball che facciamo all'interno di Master Calcio, la trasmissione su Tele Sardegna, ho giocato praticamente 6/11 del Cagliari, cioè sconfette in porta, ci ho messo Mina e Dosseni in difesa, ci ho messo Luvumbo in attacco, ci ho messo anche Petagni in attacco, a dire il vero, quindi diciamo che ci ho messo quasi tutta la squadra, ci ho messo anche Gaetano, in questo senso è perché credo che il Cagliari quest'oggi possa fare il risultato. Franci, ti aspetti una partita subito vivace o pensi che la tensione potrà farla la padrona nei primi minuti? Concordo anch'io con Vitto, perché secondo me oggi gli animi sono differenti. Già dalla partita precedente anche il Cagliari si è ricaricato, come sono ricaricati i tifosi, che sicuramente stando vicino ai ragazzi gli hanno fatto cambiare un po' l'umore, no? Quindi mi aspetto una partita dinamica e vivace già dal primo minuto. E noi ci siamo quasi, Vitto, stiamo per iniziare, le squadre si stanno disponendo in campo, ci sentiremo tra pochissimo. Un ultimo commento lo chiedo anche a te: ti aspetti subito aggressività o pensi che un po' le due squadre si attenderanno? Ma vediamo, io sono convinto che invece si cercherà il gol fin dall'inizio, ma sono squadre dove cercare di mettere paura fin dall'inizio può essere anche un modo per indirizzare la partita, quindi guai se per caso si aspetta troppo. Esattamente, allora torneremo da Vittorio tra pochissimo per sentire la sua cronaca diretta, non appena ne avremo la possibilità. Noi ci fermeremo un attimo, ma non prima di aver ascoltato il nostro inno. Il vento sulla terra soffia fitta rosso e blu, i corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro fantastico inno, come sempre, ci introduce al match del Cagliari, match che è iniziato qualche secondo or sono, quello tra Empoli e Cagliari, che quindi seguiremo nella giornata odierna e che potrà dirci molto sul resto del campionato e su come si evolverà la lotta a salvezza nelle settimane che seguono. Andiamo a vederci un po' di precedenti, un po' di statistiche per iniziare subito nel verso giusto, nel clima giusto, nel mood adatto. Questo match precedenti con l'Empoli sono 30, in cui sono arrivate 9 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte. In trasferta il bilancio è ancora peggio, purtroppo, con 15 incontri, 2 solo vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte. L'ultima vittoria contro i toscani risale al maggio del 2017 per 3-2 nel match casalingo, deciso alle reti nel primo tempo da Farias con una doppietta e poi Sau, e infatti rendendo inutili poi le realizzazioni di Zaic e Maccarone nel finale. L'ultima vittoria in terra toscana è del 25 ottobre del 2014 con un netto 0-4 firmato tutto nel primo tempo dalla doppietta di Avelar, i gol di Sau e di Ekdal. Quindi almeno l'ultima volta che abbiamo vinto Empoli, Franci, abbiamo vinto largamente. Abbiamo vinta bene, esatto, possiamo dire questo. Senza alcun problema. Speriamo di poterlo ripetere oggi in questa trasferta importante. Hai già qualche messaggio, Franci? Sì, qua su YouTube sono partiti molto positivi. Corrado Mainas è sempre presente. Oggi ci scrive: Forza
Castedo, risultato finale 1-2 per il Cagliari, Luvumbo e Gaetano. Spero anche nel miracolo di Lapadula, dai ragazzi e Ranieri fino alla fine. Sì, per forza, speriamo davvero che anche Gianluca Lapadula possa riprendere quella fiducia del gol. Una sola realizzazione, se non sbaglio, in campionato, 2 se contiamo il match di Coppa Italia, che grazie alla sua rete ha permesso al Cagliari di superare il turno. Però effettivamente quando mancano i gol di un bomber che nella scorsa stagione te ne ha portato 21 di reti, ottenendo il titolo di capocannoniere del campionato cadetto, è un fattore sicuramente importante che speriamo possa essere risanato il più presto possibile. Già da oggi sarebbe certo un'ottima occasione per farlo. Noi siamo pronti a trasferirci mentalmente al Castellani di Empoli e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. 2 minuti e 36 sul cronometro col punteggio di 0-0 tra Empoli e Cagliari che imposta con Dossena che porta avanti il pallone per linee centrali, si ferma poco prima del cerchio di centrocampo per servire a sinistra e poi il pallone ritorna al centro per Mina, Germina che porta il pallone in avanti, accenna al lancio lungo ma poi appoggia lateralmente per Macumbu su lungolina, l'intervento di Nandez va a vuoto, la palla è recuperata da Kovalenko, data a Cancellieri, da questa a sinistra per Cacaccio, ancora Cacaccio che tenta di partire nel settore di sinistra, dà ancora a sinistra per il tentativo di Cambiaghi che si libera di Nandez, va verso il fondo, effettua il cross, attenzione alla deviazione da parte di Kovalenko col pallone che è stato intercettato dal portiere Scuffet, poi in bambola in questo caso il Cagliari come lo è stato nell'impostazione di gioco, non mi è parso abbia iniziato con grande attenzione, anzi devo dire un po' di superficialità soprattutto nel portare palla nel settore destro quando Nandez, ripeto, ha appoggiato di prima un pallone dove non c'era nessuno, permettendo all'Empoli ora di ripartire. Ora invece Dossena, piccolo troppo, forse troppo lento, avanza ancora portando palla, scarica a sinistra un po' più avanti, la sponda per il tentativo di Luvumbo, la palla ancora una volta ribattuta, un po' troppo pensante. Questo Cagliari è non molto determinato nella convinzione di quello che fa, deve accelerare, certamente entrare un po' di più in partita. Il ritmo dell'Empoli è un altro, che tenta adesso di attaccare, il pallone è ancora vicino all'area, chiude De Iola, tenta di intervenire Luvumbo, la palla è da mettere giù perché Luvumbo ha fatto fallo su Kovalenko e quindi c'è il calcio di punizione in favore della compagine di casa. Si vede nel momento in cui porti la palla, il Cagliari è iniziato con un ritmo blando, l'Empoli con un ritmo decisamente superiore, e da queste cose che molte volte determini anche l'avvio della partita e quanti minuti sprechi nella prima parte del match. Calcio di punizione era per l'Empoli, 4 minuti e 34, destro che parla con Marin, con lui c'è anche il giocatore numero 29 Malé, vediamo un po' che cosa stanno combinando i tre, sono quasi in una tavola rotonda a discutere, va via destro, era uno dei due, quindi rimane certamente sulla palla Marin, il giocatore che era del Cagliari, parte il cross all'interno verso il secondo palo, facile per Scuffet andare a bloccare, c'è Augello a sinistra, Scuffet lo guarda ma non si fida e preferisce tenere il possesso della palla, tentativo di Cacace sul calcio di punizione con pallone che è stato intercettato da Scuffet, porta palla ancora una volta Jeremina, ancora una volta molto lentamente, il passaggio centrale per Dossena, ancora lui con passo anche da parte sua molto lento, il passaggio a sinistra per Augello nuovamente su Dossena, non c'è convinzione nel Cagliari, non ci sono idee in questo momento, avanza ancora Mina, porta il pallone verso destra, c'è Nandez, si ferma Mina, non sa chi dare, da Macumbu, torna all'indietro su Dossena, la Dossena Augello che va al dribbling, evita l'avversario ma non si guadagnano metri, sempre all'altezza della tre quarti difensiva, lancio lungo di Dossena a cercare Luvumbo, il colpo di testa è ribattuto, il pallone è ancora giocato da Macumbu, toccato da De Iola, perso, recuperato dall'Empoli che tenta di ripartire nel settore destro con Cancellieri, tenta di andare via Cancellieri ma Macumbu lo trattiene, l'arbitro non fischia, il Cagliari recupera e la linea va alla regia. Sì, e noi invece diamo la linea pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole in questa domenica uggiosa di pioggia per quanto riguarda il tempo in Sardegna, mentre a Empoli invece sembra che le condizioni atmosferiche siano adatte alla partita che si sta svolgendo tra Empoli e Cagliari, un match che è iniziato con la squadra di casa che ha premuto un po' di più sull'acceleratore rispetto ai rossoblù che sono stati maggiormente a guardare, a cercare lo spiraglio giusto per offendere, ma con un po' di torpore, se così possiamo dire. Dobbiamo effettivamente notare che oggi il Cagliari quasi fa il ruolo che non fa mai, ovvero quello del possessore della palla, visto che l'Empoli giocando molto basso non si prende questa responsabilità e lascia fare alla squadra ospite, che però poi deve stare molto attenta nel cercare di bloccare le offensive dei padroni di casa, che sono molto veloci con i loro centrocampisti e attaccanti nel ribaltare subito l'indole dell'attacco. Franci, abbiamo qualche commento già su questo inizio della squadra rossoblù? Sì, qua invece sempre Corrado Mainas ci scrive che è contento dell'11 schierato da Ranieri, oggi siamo più volte all'attacco, ma può essere anche una vittoria. Ricordiamo che questa formazione è la stessa dell'ultima, quindi sì. Forse sta andando bene, no? Sì, no, assolutamente. E poi è più o meno la stessa formazione che nel corso delle partite è stata provata, modificata, e solitamente questo assetto con i tre trequartisti, questo che sembrerebbe essere stato scelto oggi da Claudio Ranieri, è quello che ha dato anche più risultati, anche se spesso impiegato solo nella seconda parte del match. Ciao ragazzi, buona domenica e forza Casteddu, ma stiamo aspettando di andare sotto al punteggio anche stavolta o trasformeremo anche l'Empoli in uno squadrone? Ci saluta Andrea da Padova con questo quesito, speriamo davvero che la lezione sia stata imparata e l'Empoli lo possiamo affrontare anche senza aver subito il gol precedentemente, visto che sempre il Cagliari ha
adotta questa, come possiamo dire, strategia anche un po' difficile da poi far fruttare, perché non sempre si possono recuperare tutte le partite. Qualche minuto fa è andato uno scontro tra due giocatori che quindi rallentano ancora di più il ritmo del gioco. Dobbiamo dire che non si è partiti con grandi azioni manovrate, con grandi spinte offensive. L'Empoli ci ha provato con la velocità dei passaggi dei suoi interpreti a sfruttare una mancanza della difesa del Cagliari in contropiede. Non ci è riuscito fortunatamente perché per colpa di un cross sbagliato, ma bisogna stare attenti e limitare soprattutto, come ha detto bene la Vittorio, i due trequartisti molto veloci che caratterizzano la squadra di Nicola, che fino a questo momento nelle ultime 5 giornate sta facendo un ottimo campionato. Franci? Sì, invece per quanto riguarda la formazione scelta da Ranieri c'è un commento che scrive: io avrei dato un certo spazio ad Azzi al posto di Augello e in più non capisco perché oggi non abbia fatto giocare Prati. Prati è effettivamente un ragazzo che sta venendo risparmiato da Ranieri nelle ultime settimane, e non so se sia per una questione di non bruciarlo quando la squadra comunque non stava giocando bene, quindi magari un giocatore così giovane inserito in un contesto che sta avendo difficoltà non riesce poi a esprimersi al meglio, e conseguentemente a ciò magari si demoralizza anche. Quindi forse per evitare questo calo psicologico, per avere il giocatore pronto soprattutto nell'ultima parte di campionato, magari lo sta risparmiando per dare un po' più di responsabilità a Deiola, che a livello di esperienza, sì, importanza anche a livello di spogliatoio, è sicuramente un giocatore che si sa prendere le sue responsabilità. Speriamo di vederlo presto Prati, perché comunque non stava giocando male ed è uno dei giocatori più importanti dell'intera squadra del Cagliari, nonché quello dal valore più alto, se poi vogliamo parlare in termini anche prettamente economici, se così vogliamo dire. Quindi vedremo un po' come andrà questo match. Intanto andiamo a vedere un po' di partite che stanno giocando in contemporanea con l'incontro tra Empoli e Cagliari. Si gioca in Premier League, siamo nel 50° minuto, quindi appena iniziato il secondo tempo, e il Bournemouth è in vantaggio in casa del Burnley per 1-0, mentre in Spagna ci troviamo al 53°. Il Villarreal sta conducendo agilmente la sua gara casalinga contro il Granada, 4 le reti a 0, e quindi sembrerebbe una vittoria semplice per il Villarreal nel tempo che rimane alla fine. Ci troviamo invece alla fine del primo tempo per quanto riguarda le olandesi. Erevenzuole sono sullo 0-0, mentre il big match tra PSV e Feyenoord è incollato sull'1-1 dopo il vantaggio iniziale del Feyenoord. Si gioca anche in Ligue 1 con 3 match in contemporanea che sono al 15°, quindi partiti nello stesso momento dei quelli di Serie A. Brest-Le Havre 0-0, Montpellier-Strasburgo 0-0 e Nantes-Metz 0-0. E infine l'altro match di Serie A che si sta giocando in contemporanea è quello tra Frosinone e Lecce, con il punteggio ancora di 0-0, e Cagliari invece ed Empoli che si stanno dando battaglia con un po' di reverenza da parte di entrambi, con un po' di attenzione forse troppa per quanto riguarda questi primi minuti, perché le occasioni sono state veramente poche. Qualche minuto fa buona trama offensiva degli uomini di Claudio Ranieri con Jankto, che aveva dato un buon pallone alla Padula in profondità. Purtroppo il peruviano se l'è ritrovato dietro, l'ha colpito con il tacco inavvertitamente, quindi non è riuscito a sfruttare il suggerimento dell'ex giocatore della Sampdoria, che è tornato quest'anno sotto la guida di Ranieri dopo aver fatto le fortune qualche stagione fa nel nostro massimo campionato. Franci? Sì, non è la Padula che non è riuscito a finalizzare appunto l'azione, e il Cagliari che è partito un po' più lento. Forse non era l'inizio partita che ci aspettavamo e che si aspettavano anche i nostri tifosi. Infatti qua ci scrivono: questo non è l'inizio partita per giocare alla salvezza, perché li vedono un po' troppo lenti, un po' troppo pensanti prima di fare un passaggio, e quindi forse questo non è lo spirito adatto. E diciamo che poi già in passato l'aver tenuto un po' troppo rigide le nostre possibilità, aver cercato un po' troppo di inquadrare e di arrivare in porta con la palla ci ha dato dei problemi anche in precedenza. Speriamo che oggi non sia così e che il vento cambi, così come passano i minuti, e magari si iniziano a vedere anche i limiti dell'Empoli, che comunque qualche minuto fa ha concesso il primo tiro al Cagliari, ha cercato la conclusione Gaetano dopo un errore di impostazione da parte di Caprile, che aveva una palla veramente semplice passata indietro dal suo compagno, e quindi anche queste piccole inesattezze degli avversari poi possono darti fiducia. Franci, sei d'accordo
quando poi si va ad attaccare e si capisce che anche loro sbagliano. Sì, ma infatti assolutamente è proprio qua che molto spesso il Cagliari poi crea delle azioni e riesce a portare dei punti a casa, proprio in questi momenti. Però non è detto che anche loro devono creare delle azioni che poi portano a fare risultato senza aspettare che gli altri sbagliano, no? Sì, bisogna però non farli andare alla conclusione o farli andare nel modo più difficile possibile, non come è successo qualche minuto or sono, in cui il Cagliari ha rischiato tantissimo di subire il gol del vantaggio, palo da parte della squadra di casa e rossoblu costretti anche a spendere un cartellino giallo per Gaetano, ma effettivamente c'è ragione di rabbia da parte dei giocatori del Cagliari, perché Mina a iniziazione aveva subito una manata in faccia e l'arbitro non ha fermato il gioco. No, effettivamente Mina non ha subito niente in faccia e quindi giustamente l'arbitro ha visto bene, non aveva fermato proprio nulla, perché non è stato colpito al volto il giocatore del Cagliari, quindi azione giusta con Cambiaghi rinato alla conclusione, poi palla che è finita tra i piedi di Malé, ha tentato il tiro verso lo specchio della porta del Cagliari con praticamente 3 difensori schierati sulla linea più Scuffè, fortunatamente inquadrato Scuffè che con le mani ha potuto respingere e allontanare il pericolo, ma davvero pericoloso in questo caso l'Empoli, che sta iniziando a venire fuori con i suoi contropiedi, e ora ne abbiamo avuto la prova di quanto questi possano essere pericolosi, vista l'importanza, vista quello che stava riuscendo a ottenere in questa azione passata. Noi siamo pronti per tornare a vivere le emozioni dirette del Castellane di Empoli e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Non si può iniziare una partita con questo ritmo, non si può iniziare con una squadra totalmente addormentata che praticamente sta sbagliando ogni passaggio, sta giocando veramente a ritmo lentissimo e con una superficialità devastante. Cioè, se l'Empoli ci avesse punito sarebbe stata la sciusciata che meritavano in questo momento, perché si sono letteralmente addormentati in mezzo al campo. Sono 18 minuti che sta giocando e non sono ancora entrati in partita. È una cosa inconcepibile nel calcio moderno vedere una squadra che si deve salvare assumere un atteggiamento di questo tipo nell'avvio della partita. È veramente una cosa incredibile e non accettabile, veramente incredibile il modo in cui il Cagliari sta affrontando la gara fino a questo momento. E come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, sembra quasi che ogni volta serva il gol per svegliarci e per iniziare la partita, perché il Cagliari non ha ancora iniziato la sua partita. A parte il tiro di Gaetano non si è visto niente e si vede una squadra che ha il pallone tra i piedi e non sa dove andare, cosa fare, a chi fornirlo. Una lentezza devastante, incredibile. Non è assolutamente questo il ritmo che si può portare avanti in Serie A. Ancora inizia l'azione con questo fraseggio stucchevole tra Mina e Dossena, con la palla che va a Augello, ritorna a Dossena, dietro al portiere. Non c'è nessuno che si muova ad un ritmo più alto del trotterellare in mezzo al campo. Il pallone non controlla la Padula, è un sintomo di come stanno dormendo, di come non c'è la testa in questo momento nella squadra. Ancora fraseggio, pensate che il pallone è rimasto nella metacampo del Cagliari e poi il solito lancio lungo. Ma per chi? Per la Padula, alto 1,74. Io veramente non riesco a concepire questo tipo di atteggiamento. Pallone portato ancora da parte di Macume, potrei entrare nel dettaglio poi di Luvumbo che sta giocando 50 km lontano dalla porta per inciso, e di Gaetano che fa la seconda punta. È un Cagliari che in questo momento sta veramente dimostrando che molte volte le partite le perde perché non ha un approccio coerente. Anche adesso passaggio in Andez direttamente sul fondo invece che arrivare a Ianco, cioè passaggi di 10 metri, di 15 metri che non arrivano a destinazione. 21esimo minuto, sempre 0-0 per fortuna, perché il palo preso dall'Empoli nel contropiede col Cagliari che aveva uno che stava facendo il teatrante andando giù senza che nessuno l'avesse toccato, e poi il rischio poi di prendere il gol con giocatori che proprio perché intorpiditi, tutti fuori tempo. Vediamo se Luvumbo sveglia la squadra, riesce a conquistare una rimessa con le mani, ma gioca troppo lontano Luvumbo dai difensori dell'Empoli. La rimessa con le mani è per il Cagliari, viene avanti Augello, il pallone gli viene reso, sembra quasi che stiamo vincendo 4-0 e che dobbiamo fare melina. 21esimo minuto, Augello si guarda intorno, non si muove nessuno. Ora tenta di muoversi Luvumbo, non si muove nessuno, palla all'indietro, il tentativo di cross
da parte di Dossena, la palla allontanata dall'Empoli, la recupera ancora Gaetano, l'unico che tira in porta e il pallone termina al lato alla destra del portiere. Una volta era Deiola che ha tentato il tiro da fuori. 22esimo minuto di niente per adesso del Cagliari. Speriamo che la partita inizi dal momento in cui cedo la linea in poi, perché veramente abbiamo rischiato anche stavolta di andare sotto per un atteggiamento iniziale che non è assolutamente comprensibile e condivisibile. Se volete, non è accettabile per chi segue il Cagliari da tanto tempo. Avanza ancora centralmente Valukiewicz, già dallo scambio, dal ritmo del pallone cambia tutto tra una squadra e l'altra. Riparte a destra l'Empoli, attenzione con il tentativo di spunto, la palla all'interno, Nandez in affanno, anche lui, c'è una palla dove non c'era nessuno, dove il portiere non parla, il pallone arriva dall'altra parte e Nandez procura un calcio d'angolo che si poteva certamente evitare. Io spero che suoni la sveglia, perché se continua così l'Empoli il gol lo fa lì nello studio. Non possiamo che essere d'accordo con Vito. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e speriamo di trovare un'altra partita al ritorno. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sempre 0-0 tra Empoli e Cagliari nel match di questa domenica pomeriggio che sta svolgendo al Castellani in Toscana, con un Cagliari che non è partito decisamente bene, come sentito dalla cronaca anche del nostro Vittorio Sanna. Un Cagliari che è molto claudicante nella sua costruzione di gioco e non ha sicuramente l'atteggiamento adatto a mordere, ad afferrare, a far sua una partita che sarebbe davvero fondamentale per quanto riguarda la corsa salvezza. Franci, hai qualche commento
commento in più o ci dai uno dei tuoi semplicemente? Sì, no, anche qua nella diretta di YouTube sono d'accordo con il discorso fatto precedentemente da Vittorio e scrivono: per il momento l'unico che si salva è Gaetano, stiamo giocando senza centrocampo. Assolutamente, Gaetano che è sempre uno di quei giocatori che riesce a illuminare e quando gli si dà lo spazio giusto per agire può essere determinante, così come Luvumbo lo vedremo vedere maggiormente all'interno del gioco del Cagliari, ma sicuramente le formazioni avversarie si copriranno bene nel cercare di disinnescarlo, perché essendo l'uomo più rappresentativo anche a livello di estro della squadra rossoblu è l'indiziato principale per quanto riguarda i difensori della squadra azzurra, con un Cagliari che continua il classico lancio in avanti fatto da Mina e Dossena, perché non gli viene data un'altra opzione di gioco, e il Cagliari è una di quelle squadre che non riesce a giocare col regista, cioè con il centrocampista che scende e aiuta la difesa poi a costruire l'azione per andare poi in avanti. Effettivamente molto spesso c'è bisogno che siano proprio Mina o Dossena a incaricarsi della battuta e conseguentemente a ciò si perde a livello di qualità e precisione quando si va a impostare la gara. Cagliari che negli ultimi minuti è stata almeno un po' più attenta, possiamo dire così, Franci. Diciamo, ha provato la Padula, l'unico segno di attivazione da parte del Cagliari. Sì, oltre ai due tiri di prima, quello di Gaetano mandato in angolo dal portiere Caprile, quello di De Iola finito di poco a lato, nient'altro oltre al tentativo di Lapadula murato per quanto riguarda gli uomini di Claudio Ranieri, che oggi stanno avendo qualche difficoltà nell'affrontare questo Empoli, soprattutto in questa fase iniziale in cui i padroni di casa si stanno decisamente spingendo con più intensità, con più voglia a vincere o a tentare almeno di vincere la partita. Vediamo un po' cosa succede negli altri campi. Ancora tutto fermo anche per quanto riguarda l'altro match di Serie A tra Frosinone e Lecce, mentre si sblocca il punteggio in Olanda nella partita che era 0-0, ovvero quella tra Erenven e Zwolle, il gol della squadra di casa che quindi conclude la prima frazione in vantaggio, mentre per quanto riguarda la Liga il Villarreal dilaga ancora di più contro il Granada tra le mura amiche, 5-0 il parziale quando mancano poco più di 20 minuti al termine, quindi squadra dei sottomarini gialli che si sta esibendo in un'ottima prestazione casalinga. In trasferta invece il Cagliari non sta riuscendo a incidere particolarmente, situazione e minuti precedenti abbastanza confusionali da entrambe le squadre, con le due formazioni che non riescono a costruire con qualità le loro trame. Dobbiamo dire che l'Empoli cerca un po' più la verticalità quando si spinge in avanti, cercano di innescare la velocità dei suoi trequartisti, mentre il Cagliari ha più bisogno di scambi veloci e tentativi di dar palla alle punte per far sì che qualche cosa possa accadere, ma dobbiamo dire anche qualche minuto or sono un terribile pallone per quanto riguarda il Cagliari, con un lancio per Luvumbo che non è andato a destinazione e adesso la paura è davvero tanta, perché Luvumbo è andato giù dopo la corsa fatta per cercare di prendere questo lancio sbilenco, e potrebbe essere qualcosa di muscolare, perché la faccia del nostro angolano non è per niente di quelle buone, batte la mano a terra coprendosi il volto, e questa è una notizia che è davvero davvero terribile per quanto riguarda i rossoblu, con Zito Luvumbo che qualche giro di lancetta or sono ha chiesto il cambio ed è a terra, non si fida neanche a camminare. Macigno per il Cagliari, si infortuna Zito Luvumbo e quindi la fonte principale dell'estro per quanto riguarda gli uomini di Ranieri si blocca così nella prima parte della partita, e questa è una risorsa importante, Franci. Sì, ma non capisco se è lo stesso problema della scorsa partita per quanto riguarda la coscia, si toccava la coscia prima di segnare e anche dopo aver segnato, perché anche adesso
lo vedo giù a terra, però che si tocca il petto, non capisco. No, è sempre la coscia, sempre lo stesso problema. Ma, sì, sicuramente non ha avuto il tempo adatto per riprendersi e quindi oggi è affaticato. Ma non è detto, potrebbe essere che fosse un piccolo stiramento la scorsa giornata dovuto anche alla stanchezza ai crampi, quindi infortuni di minore entità, mentre quando un giocatore poi si ferma su un lancio della difesa, lasciando proprio intendere che è successo qualcosa, si ferma così, solitamente sono problemi ben più gravi, e questa non è assolutamente una bella notizia per il Cagliari, che quindi dovrà fare a meno anche di Zito Luvumbo in questo match con l'Empoli, che già non era stato imposto al meglio, già non era stato brillante per quanto visto fino a questo momento, ma adesso continua a essere ancora più sfortunato con l'uscita obbligata del nostro Zito Luvumbo. Dentro Zappa per Zito Luvumbo, e questa è la scelta di Ranieri. Dobbiamo vedere un po' come si modificherà la formazione. Ok, Jankto è passato a sinistra, praticamente forse si è passati a un 4-4-2 con Jankto esterno di centrocampo sinistro, Nandez che è salito a fare il centrocampista di fascia e Zappa che è andato a fare invece il suo ruolo di difensore destro in qualità di terzino. E questa la scelta di Ranieri per riassestare il Cagliari dopo il forfait obbligato del nostro numero 77 Luvumbo, che quindi ci lascia un po' da soli a combattere. Speriamo davvero non sia nulla di troppo grave, ma purtroppo l'esperienza e la visione di tanti infortuni del genere dicono che almeno qualche settimana di stop dovrà essere fatta per forza dal giocatore del Cagliari. Quindi auguriamo il meglio a Luvumbo, auguriamo il meglio a Cagliari, che dovrà continuare la sua partita senza di lui, ma è entrato un altro giocatore, è cambiato l'assetto, e chissà che non possa cambiare anche l'approccio alla partita della squadra rossoblu. Con un estro in meno magari tutti quanti si possono sentire più responsabilizzati a dover portare il risultato a casa, visto che non c'è la risorsa a cui affidarsi. Bisogna farlo un po' più tutti insieme, anche se l'imprecisione regna padrona in questa prima frazione del Cagliari, perché qualche minuto fa anche Gaetano si è messo a sbagliare con un pallone, un passaggio approssimativo per Zappa, che non è riuscito ad arrivare sulla palla. Era una buona azione, eravamo in area avversaria, ancora una volta non siamo riusciti a sfruttarla al meglio. Possiamo solamente sperare che cambi tutto questo nei minuti che rimangono, e speriamo possa arrivare al più presto la reazione del Cagliari. Andiamo a farcelo raccontare direttamente dalla cronaca di Vittorio Sanna. 33esimo minuto e piove sul bagnato, si usa dire, perché poi Luvumbo era uno di quelli che potevano accenderti la partita. Si passa al 4-4-2 con Nandez a destra e Janko a sinistra. Vediamo se con questa struttura almeno l'aggressività di Nandez trasferita nel cuore del campo possa servire. Lo vediamo un po' più dinamico, andare a cercare il pallone. Prima di lui nessuno lo faceva in questa zona di campo. Avanza però l'Empoli, il passaggio di Walukiewicz a destra con il cross dall'altra parte, sbaglia anche l'Empoli con Zappa che guarda il pallone passare. Per fortuna non è un meteorite e finisce direttamente in fondo al campo. Si è seduto davanti alla panchina Luvumbo una volta uscito, e il Cagliari deve cercare di giocare una partita che per ora non ha giocato. Veramente incredibile come abbia affrontato questo match sotto ritmo e affidandosi esclusivamente ai lanci lunghi. Altro passaggio sbagliato di Dossena, sono una quantità infinita, secondo me azzeccati ce ne sono stati corti e pochissimi. Il pallone ancora portato avanti dall'Empoli, il lancio lungo nel settore di sinistra per il movimento, in questo caso da parte di Cambiaghi. La chiusura con palla in fallo laterale, Davide Nicola che invita i suoi a maggiore ritmo, la palla scambiata tra Malé e in questo caso il giocatore numero 13, si trattava di Cacace, pallone che ritorna ancora all'indietro, il lancio lungo di Walukiewicz a destra per mettere in movimento ancora una volta Cambiaghi, colpo di testa di Augello e pallone in fallo laterale, anzi era Cancellieri il giocatore che gira intorno ad Augello. Pallone ancora all'indietro con l'Empoli che in questo momento fa la partita, e ancora Walukiewicz che dà nella zona di Cancellieri, che tenta di partire, porta il pallone, scarica a destra per il tentativo di cross all'interno, il colpo di testa di destro e il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde al lato. È curioso come anche i difensori sembrano narcotizzati in questo primo tempo del Cagliari, veramente sotto ritmo e sotto tono, con destro che passa davanti a Dossena. Non è una cosa che vediamo abitualmente, il pallone che poi è angolato verso il palo lontano non inquadra lo specchio della porta. Rimessa
messa al fondo quindi per il Cagliari, Scuffetti che se ne incarica con la palla che è stata già mandata avanti, arriva Mina, riesce a ribattere avanti nella zona della Padula che continua a fare la guerra ma vanamente, il pallone è ancora dato all'indietro da Luperto, con il pallone che ancora una volta il portiere Caprile può scambiare con i suoi difensori. Ancora Caprile che ha ricevuto, appoggia centralmente dove c'è a ricevere in questo caso il 19 e cioè il 18 scusate Marine che poi ha servito a sinistra. Sul rilancio di Mina la palla gli ritorna, il tocco di De Iola per Dossena, il cambio gioco di Ianco a cercare in questo caso l'appoggio di Gaetano per Macumbu Fernandez, ancora Macumbu, l'appoggio per De Iola di prima, a cercare Gaetano, pallone che viene giocato molto bene verso Zappa, attenzione a Zappa, può affondare nel settore destro, il cross troppo lungo per tutti, fuori misura anche stavolta, non c'è Pavoletti, non c'è Petagna, non ci sono giocatori alti, il pallone è altissimo, ha scavalcato tutti e si è perso dall'altra parte. 36 minuti di niente al Castellani, 0-0 tra Empoli e Cagliari, in linea che va allo studio. Sì, è un Vittorio abbastanza sconsolato, l'abbiamo sentito in questa cronaca per quanto riguarda il match tra Empoli e Cagliari che si sta giocando in questo momento, un atteggiamento che non è stato sicuramente quello che ci si aspettava da parte degli uomini di Ranieri, che hanno affrontato questa prima parte davvero in maniera sufficiente, ma non nel senso buono, ma nel senso un po' più diciamo così cattivo, mettiamola in questi termini, con davvero una preparazione non adatta e una grinta che non rispecchia l'importanza del match che si sta giocando in questo momento. Dobbiamo ricordare anche qualche minuto fa una notizia che è andata a peggiorare anche per quanto riguarda il primo tempo del Cagliari, ovvero l'infortunio di Luvumbo sostituito da Zappa, che quindi ha portato anche a un cambiamento nell'assetto di tutta la formazione oggi ospite in Toscana. Per quanto riguarda invece i padroni di casa, abbiamo visto qualche minuto fa scaldarsi Niang, che potrebbe essere un ingresso per quanto riguarda la seconda parte della partita. Vedremo se sarà così ci appresteremo a raccontarvelo come sempre, così tutte le imprese di questo Cagliari che oggi è alla ricerca di punti importantissimi. Franci? Sì, e vediamo anche se Ranieri riuscirà a sbloccare la partita, magari facendo entrare qualcuno di più attivo in questo momento, perché il Cagliari che ancora non riesce ad entrare all'interno della partita nella giusta modalità, e quindi vediamo un po' cosa sceglierà Ranieri. Sì, Ranieri che quindi deve metter mano a questo match. Il match tra l'altro è arbitrato dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, 38esima direzione in assoluto nella massima serie, che ha diretto il Cagliari in due occasioni in cui sono arrivate una vittoria, il 4-1 casalingo con il Cittadella dell'ottobre 2015, e una sconfitta, il 3-0 esterno con la Fiorentina di questo ottobre. Ha diretto l'Empoli invece in 9 occasioni in cui i toscani hanno ottenuto 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Alla 10ª direzione stagionale in Serie A e nelle precedenti 8 ha maturato una media di 4,22 cartellini gialli con 3 doppie ammonizioni, un rosso diretto e 5 rigori fischiati. I suoi assistenti oggi per quanto riguarda gli assistenti in campo sono Giovanni Baccini e Valerio Colarossi, quarto uomo Feliciani, al VAR Mazzoleni e Abisso. Questo era la formazione arbitrale, i 6 ormai che compongono gli arbitri e i direttori di gara dell'intero match, e vedremo, speriamo non ne siano protagonisti in questa gara, perché abbiamo visto anche nel weekend come in qualche occasione riescano a esserlo un po' troppo i direttori di gara, nell'ultimo periodo soprattutto. In questa giornata ci sono state veramente tante discussioni per quanto riguarda le decisioni degli arbitri, e quindi vedremo se sarà così. Per ora dobbiamo dire, signor Rapuano ha arbitrato davvero bene una partita in cui non ci sono stati neanche particolari episodi dubbi o da moviola, e conseguentemente ha ciò compito abbastanza semplificato per l'uomo della sezione di Rimini. Cagliari che invece non trova semplice uscire dalla propria metà campo. Negli ultimi minuti l'Empoli sta facendo più pressante, qualche secondo orsono abbiamo visto anche una timida reazione, un tentativo di Gaetano di partire palla al piede, ma tenuto dal centrocampista avversario, e una volta che la palla gli è tornata vicino quasi non aveva voglia di combattere, non voglia, ma più che altro forse la forza, il momentum per combattere, con un Cagliari che invece era tutto dietro la linea del pallone. C'era
c'erano solo Gaetano e Lapadula che rasentavano il centrocampo, e questo la dice lunga sul primo tempo giocato dagli uomini di Ranieri fino ad adesso, e dobbiamo aspettarci dei secondi 45 minuti di un registro completamente differente se vogliamo andare a fare il risultato oggi al Castellani di Empoli. Noi ci prendiamo un attimo di pausa per la pubblicità e poi vi raccontiamo l'ultima parte di questo primo tempo tra Empoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ci avviciniamo sempre più alla fine della prima frazione per quanto riguarda il match tra Empoli e Cagliari che si sta giocando al Castellani, iniziato alle 15. Un Cagliari che qualche minuto fa ha conquistato un buon calcio d'angolo con Nandez che si è andato a prendere effettivamente la paternità dell'angolo, avendolo conquistato è andato anche a batterlo sulla respinta, palla che è tornata all'interno dell'area. Lapadula ha tentato una rovesciata, ha colpito in pieno il busto di Luperto che si è immolato sulla palla che è rimasta lì. Ieri Mina ha calciato ma addosso a Caprile, con l'arbitro che poi ha anche fischiato il gioco pericoloso dell'attaccante peruviano del Cagliari che è andato a colpire in modo violento il difensore avversario, fortunatamente non al viso. Sì, forse l'unica azione pericolosa del Cagliari nei confronti dell'Empoli, però non è detto che adesso magari ce ne faranno vedere delle altre. Ma la formula secondo me per andare a fare delle azioni pericolose è quella che ci ha mostrato Nandez qualche minuto or sono, ovvero ogni volta che il Cagliari è andato a andare a offendere o comunque a spaventare un minimo la squadra oggi in casa è stato quando è andato a pressare forte sui portatori di palla, quando è andato a disturbare il gioco difensivo quando si recupera il pallone, e con questo forse è uno dei pochi che lo sta facendo è davvero Nandez, che infatti ha portato poi alla costruzione delle azioni più pericolose della squadra di Ranieri, una squadra che deve svegliarsi e deve prendere esempio dal suo Leon per andare a offendere un Empoli che negli ultimi minuti sta concedendo maggiormente campo agli uomini isolani, agli uomini rappresentativi della squadra sarda, e qualche minuto fa secondo tiro in porta per quanto riguarda il Cagliari sull'assistenza dalla fascia sinistra di Jankto. Ci ha provato sul primo palo Lapadula con un bel colpo di testa in anticipo, ma molto molto bravo Caprile che ha chiuso sul suo palo mandando la palla lontana dalla percezione di qualsiasi altro giocatore del Cagliari, respingendola anche centrale, ma fortunatamente per lui c'erano solo suoi difensori vicino a lui ed è stato possibile spazzare facilmente il pallone. Ma davvero primo squillo da parte di Lapadula, che a questo punto si vuole candidare ad avere un posto anche nella seconda metà di gara per quanto riguarda questo match così importante, un match che si sta avviando verso il recupero della prima frazione, il recupero che andiamo a vivere con la cronaca di Vittorio Sanna.
Proprio adesso che si stanno svegliando sta finendo il primo tempo, perché mancano 4 minuti di recupero. Il Cagliari finalmente ha iniziato a giocare. Ha iniziato a giocare con dei passaggi, con degli affondi sulla sinistra, evitando il lancio lungo, insomma facendo in modo che potesse essere una partita diversa rispetto ai primi 40 minuti, e vediamo se questo dispositivo aiuterà ancora. Pallone giocato da Dossena verso Mina che tiene il possesso di palla, c'è largo a destra Zappa, riceve il passaggio, viene incontro Macumbu, il passaggio avanti invece per Nandez che tiene il possesso della palla, aspetta l'arrivo di Macumbu, lo serve, Macumbu lo perde il pallone, tenta di recuperarlo nel duello con Mali, fa fallo e quindi c'è il calcio di punizione in favore dell'Empoli. 45 minuti 41 secondi, siamo nei minuti di recupero, 0-0, quanto mai significativo in questo primo tempo. Il colpo di testa di Lapadula rappresenta certamente l'azione combinata, l'unica azione combinata del Cagliari in questa prima frazione, il resto è arrivato quasi casualmente, un tiro di Gaetano, l'altra una mischia creata all'interno dell'area su un calcio d'angolo, insomma poca roba per i rossoblù. Dall'altra parte il palo colto dall'Empoli in uno dei contropiede, che è chiaramente l'azione più significativa del match. Ora Lapadula di testa che prolunga le sue spalle per il tentativo di Nandez e Valukiewicz che va ad allontanare, palla a centrocampo che viene recuperata da Mina, appoggiata Dossena non rischia, ritorna all'indietro andando su Scuffette che appoggia immediatamente per un suo compagno, e ancora ieri Mina che viene incontro per giocare il pallone. Si piazzano i giocatori rossoblù, fraseggio stucchevole solito da parte dei giocatori del Cagliari, con Scuffette che viene fuori e poi appoggia ancora a Mina che guarda verso Dossena, gli serve il pallone largo dall'altra parte, si gioca a 2 come nel calcetto, il pallone ritorna ancora al portiere che dialoga proprio come nel calcio a 5, anche se poi questo è più calcetto che calcio a 5, visto il ritmo e visto la poca precisione che viene adottata molte volte nella serie di passaggi. Il lungo lancio da parte di Scuffete, non ho capito per chi, continua a dire che qualcuno gli dovrebbe spiegare che non c'è né Petagna né Pavoletti, lanci lunghi che finiscono per essere dei palloni in cui la Padula va a caricare gli avversari, tenta di picchiarli come ha fatto nel tentativo di rovesciata poco fa. Pallone che può essere giocato ora da Caprile che rilancia la metà campo del Cagliari, il colpo di testa di Dossena, quello successivo di Janko che tiene il possesso della palla, tenta l'appoggio, palla ribattuta, ribatte anche De Iola, recupera ancora l'Empoli, chiude Nandez, recupera Mina, vediamo se si accelera l'azione, il lancio lungo per lo scatto tentato dal Cagliari, Caprile che arriva sulla tre quarti e ribatte il pallone, poi un tocco ancora da parte di un giocatore dell'Empoli col pallone che si perde in fallo laterale, rimesso in gioco in favore dei rossoblù. Siamo nel settore difensivo di destra con Zappa che va a cercare Mina che tiene ancora il possesso della palla, largo c'è Dossena che riceve, eccolo Dossena che ricevuto il pallone, ultimo minuto di recupero, solito fraseggio con la palla che va anche lenta nel momento in cui i giocatori se la passano, ancora Zappa per Mina che la spinge con la pianta del piede, la serve ancora a sinistra per Dossena che può affondare, appoggia lateralmente a sinistra per Augello sul lancio lungo, su lungolinea a cercare Janko, c'è la chiusura nel settore di destra da parte del giocatore numero 34 Ismaili, la palla in fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata, attenzione a Macumbu, si avvicina all'area, ancora Macumbu, al suo fianco c'è Zappa che riceve centralmente, c'è Nandez a destra, si sovrappone Macumbu, Nandez lo ignora, ritorna su Zappa e Zappa è quasi costretto a dare prima a Mina e da Mina a Dossena per riprendere il solito fraseggio a 8 secondi dalla fine di questo primo tempo, che non vengono neanche fatti trascorrere, si è annoiato anche l'arbitro. Andate a prendere un bel caffè caldo, non il tè non potrebbe farvi niente, un bel triplo caffè caldo e chissà che nel secondo tempo non ci sia partita. Speriamo sia così, speriamo sia davvero una partita diversa nel corso della seconda metà, quella tra Empoli e Cagliari, con invece l'altro match, Vito, ti informo in diretta che si è sbloccato quello tra Frosinone e Lecce, vantaggio della squadra di casa, quindi del Frosinone al 42esimo del primo tempo con Khedira, quindi l'altro si è sbloccato, il nostro non si è sbloccato e forse meno male che non si è sbloccato, perché l'Empoli ha avuto una maggiore pressione durante questo primo tempo, un Cagliari che invece è venuto fuori solo nella parte finale, Vito.
Sì, stavo in 2 minuti, la parte finale mi sembra quasi eccessivo. Ha accelerato una volta in tutto il primo tempo, ma io veramente non lo capisco questo ritmo compassato, neanche fossimo il Milan di Lidl, quando aveva fiori di giocatori che addormentavano gli altri, poi accelerava uno e faceva gol. Noi chi facciamo accelerare se non con il motorino? Abbiamo pochi acceleratori che possono all'improvviso sorprendere l'Empoli, Fragilio stucchevole, poi lancio lungo, senza un gioco, senza passaggi interni, senza rischiare niente, e questo probabilmente è il motivo, quello di non voler rischiare il minimo passaggio senza voler osare niente. Questo non ci può portare chiaramente ad avere grandi occasioni. Stiamo pensando soprattutto, prima di tutto, a non prenderle, ma è proprio facendo così che molte volte, se tu vai in una condizione di timore, che finisci per prenderti il gol. Molte volte capita proprio l'esatto contrario di quello che tu desideri, ed è quello che mi pare di intravedere nel Cagliari di oggi, un Cagliari che è quasi timoroso in certe situazioni, che non vuole rischiare più di tanto, e che nel momento in cui non rischia si ritrova molto spesso a non fare gioco. I 2 centrali ritornano anche su scuffette quando il passaggio non c'è, oppure vanno al lancio lungo e non lo prende nessuno, perché chiaramente la Padula non può concorrere sul gioco aereo con i suoi concorrenti, se non qualche pallone vagante che tenta di fare il suo. Sì, vi ricordo, se volete porre qualche quesito per quanto riguarda questo primo tempo anche a Vittorio, vi ricordo il nostro numero su WhatsApp al 340 51 68036 per analizzare questo primo tempo tra Empoli e Cagliari. Un Cagliari che ha perso quindi anche Zito Luvumbo, la scelta di Ranieri è ricaduta su Zappa, che per assurdo forse Vito ha dato un po' più di sicurezza a livello di ruolo ai giocatori, e da lì forse si è creato leggermente di più, se vogliamo andare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma in questo secondo tempo ci vorrà un altro cambio per riportare comunque l'offensiva come principale idea nella formazione di Ranieri. Ma è portato avanti un uomo più vivo, cioè nel senso che è portato avanti Nandez, che non è il giocatore che se gli dici stai fermo a cuccia riesce a farlo, è un giocatore che per natura è un giocatore libero, un giocatore selvatico, che va ad aggredire gli avversari, quindi è abituato nella savana. Lui non corre come la gazzella se è il leone che lo insegue, lui è il leone, corre perché sa che è nella sua natura cercare di catturare l'avversario. Gli altri sono tutti gazzelle che inizieranno a correre, speriamo di no, inizieranno a correre quando il leone le aveva già morso il sedere, e quindi speriamo che veramente ci sia un atteggiamento diverso nel secondo tempo, perché dovrebbe essere la classifica, se proprio non riesci a vivere in altro modo, a via d'effetto, a scatenarti la voglia di fare il risultato. Invece non c'è questa fame, quella fame che abbiamo visto in molte partite quando devi inseguire il risultato alla fine. Io mi chiedo perché devi necessariamente andare a cercare il risultato solamente quando poi sei disperato, quando hai l'acqua alla gola, e non farlo neanche da una partita all'altra, ma farlo solamente dentro una sola partita. Io spero che cambi veramente l'atteggiamento, perché molte volte si può mettere, io comincio a mettere in discussione tutto quando mi ritrovo in situazioni di questo tipo, anche l'avvicinarsi alla gara, perché molte volte se arrivi così blando all'inizio della gara, e forse è il riscaldamento che non ti ha portato ad aumentare il ritmo nel corso dello riscaldamento stesso, cioè non puoi corricchiare per scaldarti, devi arrivare che devi avere già un certo ritmo, perché le partite iniziano a una determinata velocità. È come il giro di prova nella Formula 1, cioè nel senso che devi cominciare ad avere i motori caldi, se no rischi veramente di dare via gran parte del tempo al nulla, e se trovi l'altro che invece è già ferrato, molte volte, come è capitato al Cagliari, devi inseguire e non sempre riesci a raggiungere. È proprio così. Franci, abbiamo qualche commento dei nostri tifosi su YouTube? Sì, qua non sono appunto d'accordo della scelta di Zappa, e scrivono: oggi senza anima tutta la squadra. Vito, lo possiamo ricondurre a Zappa, ma possiamo estenderlo in totale, effettivamente. Poi Zappa, come hai detto tu, ripeto, l'unico che ha mostrato anima è stato Nandez, quando è andato un po' più avanti. Luvumbo lo stava tentando di fare, ma con un gioco che non è quello di Nandez, che comunque a differenza di Luvumbo riesce anche a cucire. Luvumbo deve molte volte correre e basta. Speriamo che la presenza di Luvumbo nel cuore della
della squadra sia un massaggio cardiaco a questa squadra che in questo momento ha elettrocardiogramma quasi piatto. Effettivamente è così, e nel secondo tempo lo potremo vedere. Magari, come hai detto, c'è un po' più di responsabilità anche nel fatto che manchi un giocatore chiave come Lovumbo, uno di quei giocatori che spesso ti ha cambiato le partite, nel fatto che poi ognuno debba fare il suo ruolo per riuscire ad arrivare a riacciuffare, anzi a superare l'Empoli in questa partita che ci sembrava quasi stessimo perdendo, perché effettivamente i valori in campo visti fino a questo momento non sono stati quelli che ci aspettavamo. Punteggio ancora di 0-0, due grandi occasioni, una per parte dobbiamo dire, perché sicuramente il palo e la respinta anche dell'Empoli con la buona parata di Scuffè e forse anche l'imprecisione superiore di Malè, e poi la Padula che invece è andato a impegnare Caprile con un ottimo colpo di testa. Una fascia sinistra che nelle ultime partite sta riuscendo ad essere un po' più efficace. Vitto, Augello dobbiamo metterlo in condizione di crossare più spesso? Sì, dobbiamo mettere le condizioni di crossare più spesso. Devo dire che è uno di quelli che si è arrabbiato nel corso del primo tempo, si è intravisto per un attimo questa arrabbiatura, è stato Janko. Probabilmente gli urlano contro tantissimo e ha reagito con un certo dinamismo maggiore rispetto agli altri. Lì a sinistra sta tentando di combinare bene con Augello, di spingere bene con Augello, di ritrovare quella coppia che d'altronde doveva essere la coppia di sinistra voluta dalla Sampdoria, e non è un caso che l'unica occasione che ha avuto il Cagliari sia nata proprio in quella fascia, con un cross ben pennellato e con la Padula che è andata all'impatto in anticipo, dove Caprile poi ancora una volta si è dimostrato una saracinesca. Ricordo che Caprile, ex portiere del Bari dell'anno scorso, già nella partita d'andata aveva imposto al Cagliari il pari in una gara in cui aveva salvato veramente di tutto. È un calcio di rigore sbagliato oltretutto durante quel match, quindi davvero ce l'abbiamo anche un po' nel gargarozzo dall'andata questi tre punti con l'Empoli. Ci scrive Luigi Vitto, forse i lanci lunghi servono per evitare le ripartenze dell'Empoli, ma forse è un atteggiamento un po' troppo diciamo così vittimista, se vogliamo definirlo in questo modo. Sì, se fosse così stiamo giocando, ci stiamo allenando, cioè noi facciamo la difesa, voi fate l'attacco, e quindi come finisce l'attacco dell'Empoli teniamo un po' il pallone, tiriamo il fiato, poi vi ridiamo la palla per attaccare. Io mi auguro non sia così e mi auguro che si faccia qualcosa per tentare di vincerla questa partita, perché i punticini potrebbero non bastare. Oggi per certi versi ho visto in molti momenti l'atteggiamento assunto a Venezia, e quando cito Venezia io dovrebbe tremare la terra in Sardegna, malgrado il sistema sismico non ci rimette in dubbio, cioè nel senso che io quello che ho vissuto a Venezia, anche solo da cronista, la ritengo una di quelle vergogne che non può essere dimenticata. Forse è la peggior partita che io ho visto del Cagliari in 40 anni, una partita del genere è inconcepibile, e oggi a tratti ho rivisto quell'atteggiamento di morti in campo che non si rendono conto che sono morti, che qualcuno glielo dica. Effettivamente così. A quel punto via fronze fresche, via comunque vogliamo persone che riescano a interpretare bene il sentimento di questi tifosi e quanto vogliamo arrivare a una salvezza che sarebbe davvero importante, o vogliamo almeno giocarci le nostre carte, perché effettivamente come detto anche durante il commento, come parlato nel prepartita, le avversarie sono al tuo livello, a livello di organico, ci vuole una preparazione della partita più adatta e ci vogliono delle idee. Io mi chiedo, ma per quale motivo? Dove sta la ragione per la quale noi abbiamo aggredito il Napoli per 60 minuti nella partita contro il Napoli e non aggrediamo l'Empoli? Dove sta la logica? Io mi sfugge, forse adesso è un mio limite. Dove sta la logica? Cioè io capisco, eventualmente non aggredisci il Napoli perché nel palleggio ti può mandare a vuoto, cioè ragiono da toreador. Se sai che il toreador è bravo, è inutile che il toro tenti di aggredirlo perché lo scansa, ma in questo senso è più pericoloso attaccare il Napoli per portargli la palla che attaccare l'Empoli per portargli via la palla. Perché l'hai fatto con il Napoli in modo positivo e non lo fai con l'Empoli? Io queste cose non riesco a concepirle, non riesco a capirle. Invece qualche ascoltatore dice: sto ascoltando la vostra radiocronaca, mai sentito il nome di Deiola? Non abbiamo avuto occasione?
No, devo dire che invece De Iola è uno di quelli che ha tentato di tirare in porta. Ne ha fatto uno Gaetano e uno De Iola, ed è anche uno dei pochi che ha tentato di andare in pressing. Devo dire che oggi non ho visto per niente Macumbu, ad esempio. Ho visto molto male intimorito Augello, ho visto molto lenti anche nel passarsi il pallone Dossena e Mina, ho visto andare a vuoto la Padula, a parte l'ultimo colpo di testa quando finalmente è arrivato un cross. Cioè è inutile cercare sempre i soliti colpevoli, perché poi ci sono altri 8 giocatori in campo. Cioè, se De Iola stonasse perché è l'unico che non fa le cose, io lo posso capire, ma quando ce ne sono 8, 9, allora sì che è la squadra che non funziona, perché sennò si noterebbe troppo che è un giocatore che non sta a tono. Ma oggi De Iola ci sta benissimo in mezzo a questi, e di sua fa una figura superiore a molti altri, perché almeno qualche tentativo di pressing e un tentativo di tiro in porta lo ha fatto. Sì, ma De Iola è comunque sempre il capro espiatorio, diciamo così, per quanto riguarda questo Cagliari. Anzi, ma almeno è un capro, gli altri rischiano di essere delle capre, cioè almeno è maschio, cioè in questo caso nel tentativo di aggredire l'avversario, nel tentativo di calciare il pallone. Cioè smettiamo, cerchiamo di capire che oggi effettivamente in questo primo tempo abbiamo visto il nulla infinito, a parte l'ultimo cross, il nulla infinito. Cioè bisogna dirlo perché, ripeto, io partite come quella di Venezia non le voglio più vivere, e stiamo rischiando di fare il campionato simile a quello in cui stiamo a guardare quello che fanno le altre e noi non facciamo quello che dobbiamo fare. Cioè in quel campionato ci hanno aspettato fino all'ultimo secondo per fare un gol e salvarci. Siamo noi che non l'abbiamo fatto, eravamo morti noi, non erano morti gli altri, e stiamo rischiando di morire anche quest'anno se non reagiamo alla situazione in classifica che stiamo vivendo e non ci rendiamo conto che non dobbiamo fare solamente bella figura rischiando di perdere contro le grandi, ma dobbiamo fare bella figura vincendo con quelle che sono alla nostra portata. Sì, è proprio così. Noi dobbiamo sperare che questo secondo tempo di vedere una squadra diametralmente opposta a quella scesa in campo nei primi 45 minuti. Ci scrive anche Dino Dallodi: ma perché cercate sempre De Iola? Effettivamente è un argomento ricorrente, a volte anche ridondante, pesante, visto comunque l'impegno che il ragazzo mette in campo. Ci scrive anche il nostro Andrea da Padova: con rarissimamente ho sentito Vittorio così sconfortato, e effettivamente se cita Venezia, Vittorio deve essere veramente sconfortato. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, Vito, speriamo di sentirti più carico in questi secondi 45 minuti, va bene? Speriamo, dipende da me. E allora speriamo che i giocatori ti mettano... Se non va bene vi racconto un'altra partita, la invento e poi meglio, anche se non è vera, esatto. Ci sta, potremmo fare retro cronaca, va bene. Ci sentiamo tra pochissimo, Vitto. Noi intanto lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare il secondo tempo di Empoli Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960.
Santina Sant'Angelo, training sponsor Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta per seguire il match tra Empoli e Cagliari. È cominciato qualche secondo or sono il secondo tempo, con le due squadre che si sono ripresentate sul terreno di gioco, pronti ad affrontare dei 45 minuti che potrebbero essere determinanti per il futuro e per la permanenza di entrambe le compagini nella massima serie italiana. L'Empoli è partito decisamente meglio e subito, dopo neanche un minuto, è andato vicinissimo alla rete del vantaggio con un tiro cross da parte di Cambiaghi, che è arrivato sul secondo palo a Malé, che non è riuscito fortunatamente a coordinarsi in tempo. Scuffè è intervenuto e ha fatto suo il pallone. Ci scrive Giacomo dalla Germania: come va non si sa, ma quello che avete detto è tutto vero. Forza Cagliari, speriamo che oltre ad aver detto le cose giuste si possa portare un po' di fortuna alla compagine sarda, che ha davvero bisogno di trovare una vittoria oggi, anche per riassettarsi dal punto di vista mentale, visto l'atteggiamento non adatto alla permanenza in Serie A visto oggi al Castellani di Empoli, che per adesso ha raccontato e ha fatto sì che la partita fosse scarna e senza grossi punti di interesse, con le due squadre che si sono guardate, con l'Empoli che ha fatto decisamente di più quando ha cercato di ripartire verso la porta del Cagliari, ma senza essere una squadra eccessivamente superiore ai rossoblù. Diciamo che ci ha provato solo con più convinzione e con maggior decisione quando c'era da andare in avanti. Sei d'accordo, Franci? Sì, forse ci ha creduto di più dall'inizio l'Empoli, che è stato subito ha avuto più pressing nei confronti del Cagliari. Forse è stato proprio questo che gli ha fatto poi prendere un po' più sicurezza nei confronti della squadra avversaria. Qua scrivono: ridateci gli 11 che hanno giocato contro il Napoli, perché questi sono i gemelli scarsi. Sì, effettivamente ci avevamo vantato la stessa formazione. Esatto. Non c'era neanche quell'alibi, neanche quella diciamo variabile in più per quanto riguarda i rossoblù, ma anche così non si è riusciti a trovare la quadra. Ranieri nuovamente in crisi, quindi dovrà nuovamente inventarsi. Speriamo di no. Speriamo che questi che si stanno abituando a giocare insieme imparino ad avere il giusto atteggiamento e riescano a portare a casa i risultati. Noi speriamo possa essere così, e andiamo con un po' di scaramanzia, sperando ce lo possa raccontare lui dalla voce e dalla cronaca di Vittorio Sanna. Ruota il pallone, poi quando arriva Augello, lancio lungo e palla in fallo laterale. Tutto questo al terzo minuto del secondo tempo, con l'Empoli che può rimettere in gioco. Vediamo se posso accelerare io e spingere anche i giocatori con un ritmo un po' più alto nella mia radiocronaca, anche quando non si muove il pallone. Col pallone che deve essere rimesso in gioco da parte dell'Empoli, viene spinto con le mani sulla lungolinea di destra, viene ribattuto da Augello in fallo laterale. Con molta calma anche il raccattapalle, che si adatta al ritmo della partita. Pallone che è stato messo nelle mani del giocatore di destra dell'Empoli, con Ranieri che dà indicazioni. Ismaili che adesso manda ancora più avanti alla ricerca di Cancellieri nel duello con Dossena, che riesce a togliere il pallone, lo protegge e va giù, viene attaccato all'avversario, si mette le mani sul petto perché ritiene di aver subito una botta e chiede al proprio avversario di farlo rialzare, tenendosi la spalla per lo scontro che c'è stato. Semplicemente una spinta, poi è andato giù Dossena, niente di più grave. Vi garantisco che i miei dolori a 60 anni sono decisamente superiori. La rimessa, quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, che non è stata ancora battuta. Questo è significativo sul fatto che il ritmo è blando. Batte Scuffetto, una palla lunga che va nella zona di Nandez, che salta di testa, fa anche questo il Leone. Il pallone è recuperato però dall'Empoli, giocato ancora su Cancellieri in una posizione arretrata, si sposta verso destra Cancellieri, va a servire a destra ancora per il proprio compagno, si tratta di Cacace, anzi di Ismaili. Il pallone gli viene reso all'indietro e poi ancora fatto ruotare all'indietro per Valuchievic, che tenta di ripartire, appoggia nuovamente a destra per Kovalenko sposta il pallone con il piede destro, lo riporta all'indietro e lo dà ancora al difensore. Si tratta di Valuchievic, timido pressing da parte di Gaetano, il pallone ancora per il portiere dell'Empoli Caprile, dal numero 4 Valuchievic ancora per Kovalenko, la palla rotterella nel rettangolo di gioco, arriva nuovamente a Valuchievic, da questo lo sposta ancora verso il centro, rotato a sinistra con un lancio in diagonale rasoterra,
il tentativo di cambio gioco verso il centro, il colpo di testa di Dossena, il ripiegamento di Deiola l'ho pronunciato, Deiola ho detto, quindi ricordatevelo, il lancio lungo ancora in avanti, il colpo di testa da parte di la Padula che ha dato a Nandez, anticipato dall'intervento di Valukiewicz che rilancia ancora, interviene poi ancora Zappa che porta avanti il pallone, Makumbu lo sposta a destra per Nandez all'altezza da 3/4, ancora Makumbu ritorna all'indietro per far ruotare il pallone tra i due difensori centrali, cambio gioco di Dossena a sinistra, anticipato a Augello in questo caso, dall'intervento di testa da parte di Ismaili che ha mandato ancora una volta la palla fuori, Augello guarda intorno a sé se ci sono compagni pronti a effettuare la rimessa in gioco, non l'ha ancora effettuata, si avvicina a Makumbu, non si muovono gli altri, la palla dentro, attenzione per Deiola, aggancio sbagliato, pallone in fallo laterale, calcione di Deiola per la rabbia sul cartellone pubblicitario e 50° minuto che è arrivato, 3 minuti di cronaca in cui non è successo niente, ho semplicemente perso voce e perso fiato, linea allo studio. Sì, purtroppo nulla da fare per Vitto in questo frangente, con un'ultima azione del Cagliari che si è infranta sul fondo. È davvero una squadra rossoblu che deve cambiare atteggiamento per quanto riguarda il secondo tempo se vuole andare a conquistare 3 punti fondamentali per la corsa a salvezza. Intanto dopo la rimessa dal fondo è ripartito veloce l'Empoli che è arrivato fino al rigore, è andato a crossare, ha trovato la mano di Makumbu, arbitro che non ha decretato il rigore, ma ci potrebbe essere un possibile intervento VAR, perché Makumbu la palla con la mano la prende, dobbiamo capire se effettivamente era abbastanza larga per decretare un calcio di rigore, se era attaccata al corpo e quindi verrà considerata come non influente nel aumentare il volume appunto della propria corporatura, e vedremo un po' appesi a un filo questo match, un match che il Cagliari non sta interpretando bene, soprattutto fino a questo momento e anche in questo inizio di secondo tempo, ma deve completamente cambiare a livello di approccio per il resto del match, che rimane non è rigore, non è stato rigore. Qualche minuto fa l'ha decretato l'arbitro, volevamo dire, stavamo aspettando un attimo, fortunatamente non è massima punizione per il tocco di Makumbu, che avrebbe decretato l'ennesimo rigore causato dal centrocampista del Cagliari in questa stagione. Sarebbe stata davvero una statistica infelice per l'ex Maribor. Un match che quindi anche in questa seconda metà il Cagliari non ha affrontato all'inizio con il giusto piglio, si cercano i lanci lunghi dopo il fraseggio. Vittorio ha parlato molto bene per quanto riguarda le iniziative del Cagliari, perché è davvero un Cagliari fermo, morto sui suoi piedi, che aspetta che si apra uno spazio che non si è aperto per 50 minuti e dovrebbe teoricamente aprirsi tutto in una volta adesso. Non si capisce come, non si capisce perché, ma vedremo se poi questo tiki-taka, diciamo così, anche impostato da Ranieri, potrà portare delle buone notizie per quanto riguarda i rossoblu che effettivamente poi quando si spingono in attacco non è che trovano una difesa dell'Empoli che sia perfetta nelle coperture, che sia non abbia mai sbavature, anzi molto spesso le azioni d'attacco del Cagliari sono create proprio dal pressing che si fa sui giocatori avversari, che non hanno la personalità per essere precisi ogni volta, e quindi da lì nascono le azioni. Con un atteggiamento di grinta il Cagliari questa partita la può portare a casa e la può fare anche per i valori visti in campo, nonostante, come abbiamo detto, per lunghi tratti l'Empoli sia stato migliore rispetto agli ospiti oggi al Castellani. È stato un Empoli davvero accademico a fare meglio del Cagliari, più il demerito del Cagliari forse, più del merito della squadra oggi allenata da Nicola. Vedremo come continuerà questo match. Franci, cosa ne pensi di questo avvio? Sì, è proprio l'atteggiamento, come hai detto tu prima, che deve cambiare. Molto spesso vedo i giocatori appunto del Cagliari quasi che passeggiano, quindi quello che servirebbe è non solo la grinta ma proprio la voglia, la fame e la cattiveria, perché alle volte ci sono delle situazioni dove anche l'Empoli è in difficoltà e loro sembra che neanche se ne accorgano. Già, e allora per distrarci un po', visto che non è iniziato bene neanche questo secondo tempo, andiamo a vedere un po' di statistiche, soprattutto tra gli allenatori. Ranieri ha allenato contro l'Empoli in 8 occasioni, in cui sono arrivate 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Davide Nicola invece ha sfidato il Cagliari in 9 incontri, in cui sono arrivate 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. I due tecnici si sono affrontati in 2 occasioni con una vittoria per parte. Questo per quanto riguarda il palmarès dei due manager che oggi gestiscono
sono i 22 in campo che fino a questo momento stanno pareggiando per 0-0 in quella che è uno dei due match delle 15 di domenica per questa 27esima giornata di Serie A. Intanto si sbloccano altri risultati in giro per l'Europa, si stanno avviando alla conclusione delle partite in Olanda. Per quanto riguarda l'Eredivisie, l'Ereven è in vantaggio per 2-0 sullo Zwolle, mentre il PSV sta pareggiando in casa contro il Feyenoord, risultato di 2-2. Per quanto riguarda la Ligue 1 francese invece, il Brest è in vantaggio in casa sul Le Havre per 1-0, Montpellier tra Strasburgo sta vincendo la squadra in trasferta, ovvero lo Strasburgo, per 1-0 e ha appena segnato sul rigore il Metz in casa del Nantes per trasformare il punteggio anch'esso in un 1-0. Per quanto riguarda il Frosinone invece si sta ancora vincendo la squadra ciociara per 1-0 contro il Lecce grazie al gol di Khedira nel finale di primo tempo, e invece in Bundesliga il Colonia è sotto di un uomo e sotto di un gol in casa con il Leverkusen, che sembra non accennare a fermarsi, che sta facendo davvero un campionato incredibile in Bundesliga, forse riuscendo a ottenere uno scudetto, un titolo che avrebbe davvero dell'incredibile per quanto riguarda la squadra allenata da Xabi Alonso. Qualche minuto fa ci ha riprovato l'Empoli con una situazione di palla inattiva a calcio d'angolo, battuta al centro, sul primo palo è riuscito a svettare da solo Malé, che però non è riuscito a dare coordinazione all'impatto con la palla, l'ha trasformata semplicemente in una rimessa al fondo per Scuffè. Questo è quanto, Franci. Sì, Cagliari ancora non c'è, tra l'altro 0-0, qua scrivevano un pareggio, questa volta non basta, se l'ultima volta ci siamo accontentati, stavolta un pareggio non serve proprio a niente, quindi no, perché se poi andiamo anche a vedere la classifica, anche riportandoci ai fatti più empirici possibili, andiamo a vedere il Cagliari con un pareggio sarebbe a 21 punti, distaccano di un punto il Sassuolo, ma si troverebbe ancora a due lunghezze dal Verona, che occupa la prima posizione utile per la salvezza, così come il Frosinone invece, vincendo oggi con Lecce, farebbe un bel salto in avanti, andrebbe a prendere proprio l'Empoli col punto che sta maturando al Cagliari, andrebbe a 26 punti, quindi diciamo che ci sarebbe ancora di più una distinzione tra le varie implicate nella salvezza, e non sarebbe per niente buono per quanto riguarda la squadra allenata da Claudio Ranieri. Intanto Nicola ha effettuato il primo cambio della sua serata, l'avevamo visto scaldarsi nel corso della prima frazione intorno al 30esimo Niang, che è entrato in campo invece solo qualche giro di lancetta or sono, prendendo il posto di Mattia Destro, che quindi stavolta non ha timbrato contro i rossoblù, e fortunatamente almeno questo spettro si è allontanato dal terreno di gioco. Vedremo se una prestazione migliore nei minuti che rimangono potrà allontanare anche i dubbi su questo Cagliari, che oggi non sta svolgendo la sua migliore partita ad Empoli. Ha raddoppiato il Metz, Franci, lo so che te lo stavi chiedendo, ma Nantes Metz esatto. era ancora 0-1, sì, no, non ancora, non più. No. Dopo il rigore di qualche minuto or sono per quanto riguarda gli ospiti nel match di Ligue 1, è arrivato anche il raddoppio 2-0, quindi il parziale quando ci troviamo al 61esimo. Tra l'altro Nantes, che è l'ex squadra di uno degli allenatori oggi presenti, ovvero Claudio Ranieri, che ha allenato anche il Nantes, quindi non sarà contento per la sua ex formazione, che oggi sta avendo difficoltà con il Metz. Insomma, tante delusioni per questo mister tante delusioni. Ranieri. Oggi possiamo dargli una sì. chill pill di felicità, vinciamo noi e perde il Nantes, penso se ne fare una ragione, secondo me. Direi che l'accetta volentieri, no? Sì, tempo che continua a scorrere, idee che continuano a essere poche. A questo punto vogliamo anche qualche cambio della panchina, Franci, esatto, chi pensi? Ho visto già qualche uomo di Ranieri riscaldarsi, ho visto Viola, ho visto Prati, ho visto Oristani, vediamo un po' cosa ha in mente. Non è detto che magari ne cambia, cioè utilizza tutti i cambi e cambia proprio il gioco. Vedremo. Intanto è spuntato il sole a Sestu per quanto riguarda questa domenica. Speriamo sia un buon segno e che possa essere anche uno spoiler della serata del Cagliari, che dopo le nubi dei primi 60 minuti magari può trovare il suo raggio di luce per andare a conquistare dei punti fondamentali in questa trasferta contro l'Empoli. Qualche minuto fa intanto è stato fischiato un fallo al limite dell'area per l'Empoli in zona pericolosa per un intervento di Augello su Cancellieri che
che dobbiamo dire essere uno dei giocatori che sta dando maggior filo da torcere alla retroguardia del Cagliari, e conseguentemente a ciò è un giocatore assolutamente da tenere d'occhio. Cambia un po' la storia dell'altro match che si sta giocando alle 15 per quanto riguarda la Serie A, perché il Lecce ha sbagliato un calcio di rigore che sarebbe stato utile a riportarlo in pareggio, e quindi il risultato che rimane 1-0 per il Frosinone. Questo il parziale nell'altro match che si sta giocando oggi, questa domenica 3 marzo. Vedremo se questo poi influirà sul risultato finale o se il Lecce riuscirà comunque a segnare una rete importante per il suo campionato. Sarebbe davvero una smacco importante non essere riusciti a sfruttare al meglio un'occasione così grande come quella profilatasi con un calcio di rigore in questo scontro salvezza che vede i salentini impegnati in trasferta con il Frosinone. Qualche minuto fa la punizione dell'Empoli con palla giocata con uno schema che doveva portare al tiro un interprete toscano. Per fortuna un po' di imprecisione non ha permesso la realizzazione eccelsa di questa situazione da palla inattiva, e quindi Cagliari che si è difeso mandando la sfera in calcio d'angolo. Questo per quanto riguarda il secondo tempo del Cagliari, che sta cercando di venire fuori dopo la grande spinta della squadra di Nicola, che è riuscita a bucarci 1-0 dell'Empoli, quindi passa in vantaggio la squadra di casa. La rete di Cacace che raccoglie la respinta di una ottima parata di Scuffè, che ancora una volta aveva salvato il risultato su un colpo di testa incredibile nel centro dell'area. Arrivato Cacace a tutta velocità a sinistra, tiro secco sotto la traversa, nulla da fare per il portiere rossoblu, e quindi 1-0 per l'Empoli. Ma davvero Cagliari che deve ritrovarsi nei minuti che mancano, perché è una partita che non si può assolutamente giocare così. Bisogna ricontrollare naturalmente il gol, perché è da selezionare la posizione di Walukiewicz, che era colui che era andato a staccare precedentemente. Potrebbe essere partito in fuorigioco, ma solo l'assistente video ci potrà dare questa informazione. Sarà anche una cosa automatica, visto che ormai il fuorigioco è segnalato automaticamente tramite le varie telecamere disposte per il campo, che consentono di avere una valutazione il più preciso possibile. Vediamo se sarà così, se verrà convalidato o meno la rete della squadra di casa, ovvero dell'Empoli, contro il Cagliari. Minuti di grande attenzione. Dobbiamo assolutamente sperare che fosse oltre il difensore polacco che un tempo era in forza proprio al Cagliari nella sua tentativo di conclusione iniziale, ribattuto da Scuffè. Quindi momenti di grande attesa, con una partita sempre più difficile per il Cagliari. Noi continuiamo ad attendere con grande pazienza. Intanto è arrivato il raddoppio, il pareggio del Lecce, il rigore che è stato ribattuto, e 1-1 di Kristovic per quanto riguarda il match tra Frosinone e Lecce. Noi siamo arrivati al punto di entrare all'interno del Castellani, e lo andiamo a fare con la cronaca di Vittorio Sanna. Sì, mentre si sta valutando ancora il possibile fuorigioco, l'arbitro adesso sta per fischiare e dice che praticamente era fuorigioco. Si rimane sulla 0-0. Mamma mia, la sveglia adesso basta questa sveglia, non basta neanche questa. Io spero che basti questa sveglia, perché per un attimo abbiamo sentito le fiamme dell'inferno. Io almeno nella punta dei piedi sentivo già qualcuno che mi stava col forcone pungendo la pianta del piede. Io mi auguro che veramente si stia capendo che cosa stiamo rischiando in questa partita, perché noi non ne possiamo perdere una in questo mese di marzo, perché se la perdi ti ritrovi nel profondo dell'inferno. È inutile continuare a far finta che tutto stia andando bene. Il rilancio da parte del portiere, quindi il pericolo scampato, annullato il gol a Cacà, cioè il pallone che viene allontanato ancora da Marea a centrocampo, il colpo di testa di Mina, poi quello successivo da parte di Dossena, il pallone carambola nella zona di Nandez, spinto giù in modo veemente dall'avversario. C'è
L'arbitro che interviene è stato proprio il Cacace, che ha dato un colpo di anca, anzi di spalla a Nandez, e ci sarà calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, con Cacace che sorride dopo la decisione dell'arbitro, poi tende la mano all'avversario. Mina che riceve ancora il passaggio a destra per Zappa, ritorna all'indietro il pallone, ancora Mina che si mette a danzare sulla palla, dà all'indietro per Scuffette che aveva salvato i risultati in un primo momento nel gol di Cacace, poi il rilancio lungo per lo scatto a destra ancora di Nandez, la palla calciata via dalla retroguardia dell'Empoli, la stoppa al terzo tentativo Macumbu, la palla poi di Deiola ancora Macumbu, da questi a destra nella zona di Zappa, nuovamente Macumbu che riceve, speriamo che il Cagliari sappia attaccare, pallone a cercare Augello, Cancellieri non colpisce ma neanche sfiola, e quindi la palla è giocata. Augello, ma non l'ha toccata la palla, che cosa protesti? Cioè sei tu che dovevi prendere il pallone dopo che è mancato cioè veramente anche dal punto di vista dell'attenzione si vede che ci sono degli errori, cioè ha lasciato sfilare il pallone convinto che potesse essere rimessa per il Cagliari. Attenzione a Macumbu, la palla per Deiola, ancora Macumbu, il tocco all'indietro all'indirizzo di Mina che controlla, Ranieri che spalanca le braccia, sembra essere il misto tra Mazzarri e Liverani, anche lui si sta perdendo la pazienza. Attenzione a Zappa, parte il cross all'interno, il colpo di testa anticipato in questo caso Gaetano, ancora Deiola, la palla per Gaetano, la Padula che tenta di colpire in modo scordinato, il pallone viene allontanato, Deiola ancora lo colpisce, la palla allontanata nuovamente da parte della squadra empolese, ancora spinto avanti, ancora un tentativo di Gaetano, la palla per la Padula, ha colpito come colpivamo noi nei campi in terra battuta, colpendo la palla con l'esterno e mandandola nel suo razzo di signora Delia, quella che abitava dentro il campo. Anche in questo caso pallone colpito malamente, lontanissimo dai pali, scordinato al momento del tiro la Padula. Attenzione perché riparte l'Empoli, il passaggio sulla destra per Cancellieri che evita Ianco, si porta dietro, lo beve ancora sulla cannuccia, poi cepica sul pallone, arriva Kovalenko, lo spinge Ianco, Kovalenko va giù, c'è fallo e calcio di punizione in favore dell'Empoli, con Nicola che nel frattempo col suo indice indica alla Carlo Felice dove devono andare i giocatori dell'Empoli. Ianco invece arrabbiato calcia il pallone rischiando il cartellino giallo, vediamo se il suo capriccio viene punito con il giallo, l'arbitro si avvicina, lo riprende, gli dice stai buono, stai tranquillo, non fare capricci, e lo perdona, non gli sventola il cartellino giallo sul naso. Ecco che è pronto per il calcio di punizione, nel frattempo però ancora il nostro Marin, perché in prestito all'Empoli, il Marin che avevamo qualche anno fa, pronto a calciare verso il limite dell'area mentre si continuano a scaldare i giocatori del Cagliari. Parte il cross, il colpo di testa di Lapadula verso il centro, poi per fortuna Kovalenko non riesce a calciare, si trova un muro davanti, è stato un bell'assist quello di Lapadula per Kovalenko, per fortuna la palla non è riuscita a passare, quindi sarà rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana nel settore di sinistra. Vediamo chi se ne occupa. Arriva Augello, gli viene dato il pallone, Augello lo raccoglie, si prepara a servire, non si muove nessuno, come buona parte del match è capitato. Il pallone all'indietro per Dossena, da Dossena verso destra per Mina che si accelera andando verso destra, va a cercare Zappa, scatta Nandez, scatta anche Zappa portando il pallone, ancora Zappa sul filo del fallo laterale, c'è la chiusura da parte di Cacace, la rimessa con le mani in favore del rossoblu, Zappa pronto a effettuarla, non trova nessuno davanti, torna dietro per Macumbu aspetta qualcuno, si avvicina a Deiola, poi tiene ancora il posto di palla, va all'1 contro 1 con Cancellieri, anzi con Malé, pallone ancora giocato dentro, attenzione Zappa che riesce a superare un avversario, all'indietro la conclusione, il tiro di Ianto, gol! Una volta che è passato il pallone nel settore destro, Zappa ha vinto il rimpallo, ha servito l'indietro e dopo un primo tentativo da parte di Nandez, il pallone ribattuto che è stato messo dentro da Ianco, che adesso praticamente hanno gioito troppo violentemente con lui, si tiene praticamente il labbro perché è colpito molto forte dagli avversari. Il Cagliari è passato in vantaggio con Jacob Ianco, il pallone giocato da Gaetano, da
andato in profondità, il tunnel da parte di Zappa, non il rimpallo, la conclusione di Nandez e la conclusione poi vincente di Janko. Questo a testimoniare che quando il pallone si gioca con i passaggi e non con i lanci lunghi può capitare qualcosa, e ancora una volta, lo sottolineo per l'ennesima volta perché non si vuole capire, ad avviare l'azione è stato Gianluca Gaetano, che non può giocare la seconda punta, deve giocare da centrocampista. È stato lui a stuzzicare l'azione del Cagliari e a mandare poi Zappa sulla destra per il cross all'interno, azione manovrata, la seconda della partita, e il Cagliari ha forato l'Empoli, testimoniando che la difesa empolese non era questa corazzata, non era questo castello, non era questo muro che non si poteva abbattere. Cagliari in vantaggio al 70° minuto, e linea che va allo studio. E finalmente possiamo dire di star vedendo un'altra partita. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa per la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario Dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. E quindi un Cagliari in vantaggio, quello che troviamo a questo ritorno in studio su Radio Super Sound a Suon di Gol per seguire Empoli Cagliari, che si è sbloccata a favore del Cagliari 1-0 il parziale. La rete qualche minuto or sono di Jankto, il più bravo e veloce a raccogliere la respinta di Caprile, che si era esteso in un altro ottimo intervento sulla conclusione a botta sicura di Nandez. Fortunatamente il tiro di Jankto era talmente complicato da intendere, perché è passato vicino a diverse gambe, che poi si è esaurito nell'angolino sinistro in basso, appunto alla sinistra di Caprile, quindi rete del vantaggio del Cagliari. Qualcuno ha commentato anche nella nostra diretta YouTube, Franci. In riferimento al commento di Vittorio hanno risposto pace all'anima della signora Delia. Sì, la signora Delia che ci ha sentito, esatto. ha dato a Jankto l'opportunità di tirare basso. Tirate basso, ragazzi. Grazie. Come vi dicevano i vostri parenti da ragazzini, tirate basso, mi raccomando, piano, non esagerate. Infatti sennò poi si perdevano i palloni, non si poteva più giocare. A parte gli scherzi, è un Cagliari che è riuscito a trovare la rete del vantaggio e ora doveva cercare di difenderla e magari trovare anche la seconda per avere una finale di partita un po' meno ansioso, mettiamola così, un po' meno teso, e dovrà farlo con grande personalità, perché se già fino a questo momento poche volte era riuscito ad andare a offendere la porta di Caprile, ora dovrà cercarlo di fare in modo diverso, perché l'Empoli si sposterà tutto in avanti cercando di andare a riacciuffare la partita, e a noi serve un velocista in contropiede. Questo è il recupero di Shomurodov tra gli altri per questo match potrebbe essere un fattore importante. Vedremo se l'Uzbeko verrà scelto da parte di
Ranieri per interpretare i minuti di gara che mancano, anche perché è un giocatore importante e anche viste le tante assenze dal punto di vista offensivo per quanto riguarda il Cagliari. Intanto c'è stato riproposto il replay del fuorigioco di Walukiewicz sulla prima conclusione. Fortunatamente avevo visto bene in presa diretta, metà corpo, metà busto praticamente di Walukiewicz era oltre l'ultimo difensore, quindi assolutamente annullato il gol dell'Empoli. Poi successivamente è arrivato la rete del Cagliari. Continuano a cambiare un po' di punteggi in giro per l'Europa, ma anche in Serie B, perché alle 16:15 sono iniziati ben 6 match del campionato cadetto che in questo momento si trovano intorno al 18° minuto. Se ne è sbloccato solo uno, quello tra Ferrar Pilsalò e Sampdoria, con la squadra ospite che è in vantaggio per 1-0 sul campo di appunto della Ferrar Pilsalò che tra l'altro ospita 2 ex Cagliari, Cepitelli e uno che è in prestito, quindi un attuale del Cagliari, ovvero Kurfalidis. Ferrar Pilsalò che tra l'altro subisce anche la seconda rete proprio in questo momento sempre da parte della Sampdoria, quindi 2-0 il parziale che sta maturando in questo pomeriggio di Serie B. Per quanto riguarda la Liga Spagnola è iniziato un altro match per quanto riguarda il campionato, appunto quello tra Atletico Madrid e Betis di Siviglia, con l'autogol di Silva che fino a questo momento decide il match, quindi il vantaggio dell'Atletico Madrid in casa. Tra le altre partite che sono iniziate qualche secondo or sono, anche l'attesissimo match di derby di Manchester tra Manchester City e Manchester United, che quindi sta andando in scena adesso, e vedremo se sarà una di quelle partite memorabili dai tanti gol come è stato in precedenza negli anni. Ricordiamo gol assurdi come la rovesciata di Rooney e quella esultanza così iconica che poi è rimasta per tutto quanto. Intanto noi siamo quasi pronti a vivere le emozioni, non vediamo l'ora effettivamente, Franci, perché questo gol comunque ha dato un po' di autorità al Cagliari, anche se nei minuti successivi si è comunque ritornati tutti in difesa. Sì, un gol che ha svegliato un po' il Cagliari, anche se l'Empoli sembra che non gliela vuole far facile fino all'ultimo, sta cercando di lottare, di riprendersi anche il risultato, quindi vediamo un po'. Adesso cambio, è entrato Vietesca per Jankto e Azzi per Augello, proprio il velocista di cui parlavi prima. Sicuramente Ranieri ha pensato proprio ad Azzi, no? Si passa a 5, si passa per quanto riguarda il Cagliari, si passa probabilmente con l'entrata di Acidiakos, si andrà direttamente con 3 difensori più 2 esterni, vedremo se sarà così. Intanto noi stiamo comunicando con i ragazzi che passano nella vetrina, stiamo dicendo il punteggio, perché ci sono tanti appassionati che vengono da noi alla Corte del Sole per sbirciare un po' sulla partita. C'è stato qualche scintilla in campo per l'uscita di Augello per far spazio ad Azzi, data la lentezza del giocatore ex Sampdoria nel guadagnare l'uscita dal campo, dal rettangolo di gioco. Naturalmente i giocatori empolesi si sono un po' adirati per il tempo messo dal difensore del Cagliari. Ranieri quindi decreta lo stato di emergenza e la roccaforte per gli ultimi minuti, perché effettivamente i due cambi parlano solamente questa lingua. L'entrata di Azzi per Jankto parla di un cambio comunque di un esterno di centrocampo per esterno di centrocampo, ma Vietesca è un difensore decisamente più appunto arretrato, comunque un giocatore più arretrato rispetto a Jankto che è uscito. Noi siamo pronti per immergerci nei minuti concessi a Vittorio, e lo facciamo subito trasferendoci proprio da lui, da Vittorio Sanna. 12 minuti alla fine, con il pallone giocato da Caprile dato verso sinistra, dove l'Empoli arriva ad attaccare. Il tocco di Pezzella laterale con l'accentrarsi di un altro giocatore, ma il pallone ritorna ancora all'indietro dove c'è Luperto va a cercare Walukiewicz, da questi a destra la palla nella zona in cui agisce Ismaili in profondità a cercare Niang. C'è il fallo da parte di Mina che viene ammonito Mina per il fallo su Niang, il calcio di punizione quindi in favore della compagine empolese, mentre Mina ha un problema, si è praticamente scorticato totalmente la coscia sinistra, e qui è andato a cercare Mina Niang con il piede teso, non lo ha colpito forse, ma sta di fatto che ha rimediato il cartellino giallo. C'è anche Giancarlo Antonioni tra coloro che guardano la partita, mentre è pronto per il calcio di punizione
in questo caso l'Empoli, con Mina che tenta di disporre i suoi nella fase di difesa. Vediamo chi andrà a calciare, c'è Pezzella, c'è Marin, probabilmente Pezzella potrebbe tentare il tiro verso la porta, comunque il cross verso la porta, mentre Marin a rientrare, eccolo Marin, pallone corto, attenzione Niang che dall'indietro, ancora il tentativo di tiro ribattuto per un attimo da Makumbu, poi Nandes che toglie il pallone, tenta di ripartire il Cagliari, Nandes che calcia avanti cercando la Padula, il pallone però è lontano dalla Padula, può andare a recuperarlo tranquillamente Malé riparte portando il pallone nella metacampo del Cagliari, vi entra, calcia poi in avanti, Cagliari che non riesce a portare il Sulba al centro del gioco, ha ribattuto Azzi che poi va a chiudere ancora sul tentativo dell'Empoli, la palla rimbalza all'indietro, Valukiewicz la scambia con Ismaili, ancora Valukiewicz, tenta il lancio avanti per Niang, forse in posizione regolare, anzi si trattava di Gyasi che viene anticipato, esce palla al piede del Cagliari, tenta il rilancio, la palla è ancora in fallo laterale, ha rimesso con le mani ancora in favore dell'Empoli, Cagliari che sta difendendo arretrato e ora sta per entrare in campo Alberto Cerri, mentre Dossena scivola sul pallone e sarà calcio d'angolo per l'Empoli, con Dossena che è stato colpito probabilmente alla mano dal diretto avversario. Ecco che Dossena si rotola per terra dopo aver proteso il pallone dal tentativo di portarlo via di Fazzini, praticamente è andato fuori e il pallone poi lo ha raccolto e non sappiamo che cosa è successo, cioè forse il piede di Fazzini ha colpito la mano di Dossena. Vediamo un po', mano di Dossena che è stata schiacciata da Fazzini, ma si tratta di calcio d'angolo ed ecco l'Alberto Cerri che è entrato in campo al posto di Valukiewicz, quindi esce un ex rossoblù, Valukiewicz, entra un attaccante, anche lui ex rossoblù, Cerri, tutto pronto per il calcio d'angolo, 8 minuti e mezzo alla fine, parte il corner all'interno, il colpo di testa da allontanare, il colpo di testa ancora con Makumbu che recupera, attenzione al contropiede, Makumbu si sposta a destra, non riesce a recuperare il pallone, lo spinge in fallo laterale, poteva calciare avanti dove stava concretizzando il contropiede del Cagliari, va a recuperare però ancora la squadra cagliaritana, attenzione Nandes che ha recuperato, scattano in molti al centro, e questi c'è anche Gaetano, la palla per Makumbu che rallenta invece di servire da quest'altra parte, scatta Zappa all'interno dell'area, Zappa, il cross all'interno, la parata di Caprile che legge la situazione, va a bloccare il pallone, mentre adesso è Fazzini che porta la palla dall'altra parte per il rilancio, a cercare in questo caso Niang che si beve Dossena, Niang all'interno, scivola Cerri, il velo anche per il compagno e poi va a recuperare o ci tenta il Cagliari, ma insiste ancora l'Empoli, attenzione al settore di sinistra, il cross, Gyasi che arriva, il pallone controllato, Cerri, la deviazione ancora da parte del Cagliari con Mina che va a mangiarsi un compagno. Vediamo che è finito sul piatto di Mina, che è andato a mangiarsi letteralmente un giocatore del Cagliari che era rimasto a terra al centro, forse Dossena, no, Deiola, si stava per mangiare Deiola. Sì, si stava per mangiare Deiola, è andato a mangiarsi Deiola che nel frattempo è andato giù e poi Mina ha capito che Deiola era in piedi dei campi e lo ha perdonato, aveva già messo il bavaglino Mina per mangiarsi Deiola. Tutto questo lo siamo all'83esimo minuto, sempre Cagliari in vantaggio, una rete a 0 ma c'è da soffrire, ancora 7 minuti in fuoco più recupero, a voi. Eh sì, è proprio così, noi lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per l'ultimo blocco di questa partita tra Empoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tenta di giocare con il cronometro il Cagliari in questa finale del match che lo vede contrapposto all'Empoli. Ci troviamo al Castellani in Toscana, in casa appunto della formazione oggi in maglia blu, con un Cagliari che cerca di perdere più tempo possibile. Gli animi naturalmente si stanno scaldando, anche perché manca sempre meno e la situazione vede il Cagliari in vantaggio grazie alla rete arrivata al 69esimo minuto dal tiro molto preciso di Jankto, che è stato bravo a sfruttare la respinta di Caprile sulla conclusione di Nandez e a ribadire in porta, mandando sul secondo palo e riuscendo a superare un sacco di gambe che gli si prospettavano davanti, mandando il pallone precisamente all'angolino destro del portiere. È un Cagliari che ci sta provando, un Biasi intanto dell'Empoli che ci sta provando a perdere più palloni possibili. Qualche minuto fa non è riuscito a controllare un pallone che stava per portare il Cagliari a un contropiede importante, ma Cagliari che qualche secondo or sono abbiamo visto pronto a 2 sostituzioni. Esordio per Mutanda, che quindi dalla primavera fa la sua prima comparizione in prima squadra al posto di Lapadula, giocatore Kingston Mutanda che potrebbe essere davvero fondamentale per il resto del campionato del Cagliari, visti anche gli acciacchi degli attaccanti, e dentro anche il recuperato Shomurodov che è andato a prendere il posto di uno stanco Gaetano. Vedremo un po' come saranno questi ultimi minuti per questi 2 nuovi interpreti. Ci aspettiamo una voglia di Mutuanda di spaccare tutto ogni volta che avrà il pallone, perché queste sono le occasioni che bisogna sfruttare in un match fondamentale in cui Ranieri gli ha dato anche la responsabilità di entrare in campo in questi minuti conclusivi. Vedremo come impatterà sulla partita, ma dobbiamo dire che comunque i cambi sono corretti. Fuori la Padula, che era apparso particolarmente stanco e non in grado di riattivare il contropiede quando il Cagliari recuperava palla in fase difensiva, ed è uscito anche un Gaetano stremato che è stato la fonte del gioco del Cagliari, ancor di più quando Luvumbo è venuto a mancare nel corso della prima metà. Davvero un giocatore arrivato a gennaio che sta dando nuova linfa a un Cagliari che altrimenti in tante occasioni sarebbe stato molto più spento di quanto poi è risultato al termine del match, oltre poi aver anche firmato dei gol importantissimi e oggi aver iniziato l'azione che ha condotto all'1-0 di Jankto. Azione davvero molto bella, e qui dobbiamo fare i complimenti anche a Zappa, perché è un giocatore molto spesso bistrattato, è stato molto bravo a spingersi in avanti. Oggi abbiamo un po' rivisto quella connessione con Nandez che qualche anno fa faceva tanto ben sperare per la fascia destra del Cagliari. Un Zappa che con grande freddezza è andato a superare il diretto marcatore quando si stava trovando praticamente sull'out sul fondo, quindi con la palla quasi persa. Molto bravo a tornare verso dentro, servire al centro Nandez. Poi la conclusione del Leone è stata bloccata da un grande intervento di Caprile, che anche oggi è stato un ottimo portiere, come lo è stata anche all'andata contro i rossoblu, e fortunatamente però Jankto è riuscito poi a beffarlo sulla respinta successiva. Cambia il risultato nel derby inglese che vi abbiamo anticipato in precedenza, quello tra le due squadre di Manchester, e a sorpresa in vantaggio c'è lo United, che quindi
quindi dopo neanche 20 minuti sta già conducendo nella sua partita, una delle più importanti della stagione, 1-0 contro i campioni d'Europa in carica del Manchester City, e quindi partita tutta da vivere che sicuramente riserverà altre sorprese con il passare dei minuti. Per quanto riguarda invece il campionato cadetto di Serie B, si è sbloccato un altro dei match che si stanno svolgendo in questo momento e sono iniziati da circa una mezz'ora. La rete del Catanzaro in trasferta sul campo del Cosenza è il secondo risultato a sbloccarsi. Vi ripetiamo gli altri parziali che sono sullo 0-0: Ascoli Reggiana, Bari Spezia, Cittadella Pisa e Como Venezia, mentre l'altra partita che aveva già visto dei gol all'interno del match è quella tra Feral Pisaro e Sampdoria, che in questo momento si trova sullo 0-2. Noi abbiamo terminato il nostro tempo da studio perché il cronometro continua a andare, la partita si assottiglia sempre di più, si arriva ai minuti conclusivi e noi andiamo a viverli grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. Sta per scoccare il tempo di recupero col calcio di punizione che il Cagliari dovrà battere. Vediamo che nel frattempo c'è qualcosa che l'arbitro sta indicando. 8 minuti di recupero, 8 minuti di recupero, ma veramente incredibile. Io non capisco dove sono stati presi questi 8 minuti di recupero. Nel frattempo Cerri ha la maglia completamente strappata e deve cambiarla, ed ecco la ragione per la quale è costretto a uscire a bordo campo. Nel frattempo giocata la palla per Mutuandà, il suo primo pallone con Shomulodov, anzi trattava di Makumbu, pallone recuperato da Gyasi che tenta di ripartire, c'è la chiusura di Nandez, la palla ancora per Mutuandà che viene attaccato da un giocatore dell'Empoli che gli dà uno spintone, mentre è rimasto a terra Malé nello scontro con Nandez che lo aveva travolto. Malé che aveva protetto il pallone, Nandez che aveva tentato di sradicare il piede dell'appoggio. Calcio di punizione per l'Empoli col primo minuto di recupero che sta andando via, e con Cerri che recupera la sua posizione, continua a sbraitare da una parte e dall'altra, sembra il più cattivo del gruppo, mentre è pronto per il calcio di punizione, in questo caso il difensore più arretrato dell'Empoli. La palla avanti, il colpo di testa ancora da parte di Mina, colpito da Cerri, cioè il fallo di Cerri e il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, colpito in questo caso Jerry Mina dalla gomitata di Cerri, e Mina che si rialza rabbioso per questo colpo subito, peraltro anche in fuorigioco in questo caso Cerri che lo ha colpito col gomito, e qua potrebbe esserci anche la condizione, no, un colpo di testa forse, non con il gomito, quindi scontro aereo del tutto fortuito. Aveva allargato anche il braccio ma non lo ha mosso, l'ha tenuto largo solamente per proteggere la posizione. 8 minuti di recupero, dei quali 2 sono già andati via, con Scuffetti pronto a calciare, chiama palla Nandez nel settore destro, calciato il pallone proprio nella zona del Leon che va a saltare, la palla è ribattuta, la caccia della palla ancora in 2, l'ultimo tocco è addebitato al Cagliari, ormai l'arbitro fischia quasi in unica direzione, col pallone ancora giocato centralmente, portato avanti dall'Empoli per questo passaggio centrale. Va Mutuandà a disturbare in questo caso Malé, ancora la palla giocata su Malé che poi ritorna verso il centro dove c'è invece Ismaili allarga a destra dove c'è invece a ricevere in questo caso Fazzini che prolunga per Gyasi, il colpo di tacco con Dossena che manda in fallo laterale, anzi trattava di Niang che poi lascia il compito al giocatore numero 18, si tratta per la precisione di Marin che ha rimesso in gioco, la palla arriva al centro per Malé, attaccato da Mutuandà, un po' in imbarazzo Malé è costretto a dare all'indietro ancora per il portiere Caprile che avanza palla al piede fino alla linea centrale del campo, poi calcia cercando un compagno a far da sponda, il colpo di testa è di Luperto, il pallone allontanato nella zona in cui il Cagliari tenta ancora di lanciare avanti un pallone che però in una zona morta dove ancora una volta Caprile che fa praticamente il libero aggiunto all'altezza della propria tre quarti difensiva dà ancora per i suoi compagni, insiste l'Empoli, 5 ancora da giocare, pallone avanti a cercare Gyasi, il colpo di testa di Dossena, la palla per Shomulodov appoggiata a Nandez, attaccato Nandez in modo falloso, intervento arbitrale, calcio di punizione, fallo di Marina e danni Nandez che dice no dialogando da terra con il suo ex compagno, ma lo ha colpito anche il pallone, ma ha colpito pallone e piede contemporaneamente, mentre probabilmente il problema di Nandez è anche un problema di crampi nel corso della partita. Invitato a rialzarsi, 93 minuti e mezzo, quindi 4 e mezzo ancora da giocare, finalmente un recupero congruo dopo gli 8 stabiliti dall'arbitro, il calcio di punizione che sta per battere Mina, mentre Nandez riprende una posizione avanzata, vediamo se il Cagliari riesce a portare qualche attacco ora
dalle parti della porta difesa da Caprile, è pronto a calciare Mina, eccolo che va alla sua rincorsa, calcia in questo momento cercando lo stacco di Mutuandà che colpisce, ma non c'è nessuno alle sue spalle che riesce ad arrivare sul pallone. Caprile che ha rimesso in gioco, la palla servita all'interno dell'area con il controllo e il passaggio a destra per il 21, si tratta di Fazzini che ha dato avanti ancora per Niang che viene a centrocampo a giocare palla, a cambiare fronte, va a sinistra all'altezza della linea centrale, poi lancio avanti ancora a cercare le torri, c'è un giocatore che va giù, c'è una spinta anche stavolta da parte probabilmente ancora una volta di Cerri ai danni di Makumbu, e Cerri continua a fare falli sistematici, anche in questo caso una spinta ai danni degli avversari, quando mancano 3 minuti alla fine lo ha spinto alle spalle mentre saltava e poi è andato anche Niang a rovinare addosso al giocatore del Cagliari. Calcio di punizione affidato a Scuffetti, i minuti a giocare sono rimasti 3, eccolo Scuffetti pronto a battere con Mina che indica a tutti di stare in posizione di tenere duro, la partita è ancora viva, il lancio avanti a cercare Mutuandà, salta Mutuandà, il pallone verso Shomurodov anticipato dall'intervento in questo caso ancora una volta di Ismaili che è riuscito ad anticipare Shomurodov, la palla dall'altra parte con Zappa che calcia via in anticipo su Cerri che ha dato immediatamente il pallone a un compagno per la rimessa con le mani, viene servita all'indietro, ecco il controllo col pallone che ritorna verso sinistra dove c'è ancora un passaggio a sinistra per il tentativo di attacco da parte dell'Empoli, attenzione, va verso il fondo, il cross all'interno, la rovesciata di Niang e poi il tiro parato da Scuffetti col pallone calciato verso il primo palo, in questo caso da Pezzella, la parata da parte di Scuffetti sul cross, il pallone è arrivato ancora una volta dentro l'area, l'aveva controllato Pezzella e con la mano destra è riuscito Scuffetti distinto a mandare in calcio d'angolo. 2 minuti alla fine, angolo per l'Empoli, tutto l'Empoli in avanti, parte il cross nel mucchio, il colpo di testa, la palla alta sulla traversa, colpito dentro l'area, in questo caso ne è parso il difensore centrale della squadra di casa con il pallone che si è impennato sulla traversa, colpito ancora una volta Ismaili, pallone alto sul legno quando siamo ormai al 97esimo, 90 secondi da giocare, Scuffetti che pone il pallone ancora nell'angolo destro della propria porta per poter battere il pallone verso la linea centrale del campo, Ismaili nel frattempo che scuote la testa per questa occasione fallita, il rilancio da parte del portiere, il pallone nella zona in cui va a saltare ancora Nandez, il colpo di testa in ribattuta, poi Makumbu che non aggancia, l'aggancia invece il pallone Dossena, può impostare il passaggio di Dossena per Shomurodov che tenta lo scatto e in vantaggio Ismaili, dà all'indietro per Caprile che rilancia verso la linea di centrocampo, il colpo di testa di Cerri, il vantaggio di Mina che dà all'indietro per Scuffetti che può rilanciare ancora, 1 minuto alla fine, ha rilanciato Scuffetti, Mutuandà colpisce di testa, manda alle sue spalle, va Nandez a disturbare Luperto, il tocco di Luperto al centro ancora per Pezzella sposta il pallone, si prepara all'ennesima Ave Maria, pallone lungo, il colpo di testa di Dossena, ancora Shomurodov di testa verso Deiola che calcia avanti, non ci sono giocatori del Cagliari quindi può andare Caprile a recuperare e lo tiene in gioco il pallone vicino all'angolo destro, 30 secondi di tempo, Caprile si prepara a calciare l'ultimo pallone avanti, lo fa in questo momento, pallone verso Cerri, il colpo di testa di Cerri, il pallone che si è impennato nella zona ancora di un giocatore dell'Empoli, poi Niang che ha recuperato, duello con Dossena che non lo fa passare, Dossena che tenta di togliere il pallone, il rilancio lungo, 12 secondi ancora, la palla giocata verso all'indietro dove c'è Ismaili pronto ancora ad un lancio, invece passaggio a sinistra, forse fatale, l'arbitro fischia la fine, il Cagliari finalmente vince in trasferta nella partita peggiore che ha giocato lontano da casa, è riuscita a cogliere i 3 punti, con 2 sole azioni degne della parola calcio, uno che è stato colpito di testa dalla Padula nel corso del primo tempo impegnando Caprile e l'altra che ha portato al gol, 2 sole azioni manovrate in tutta la partita per riuscire a cogliere 3 punti di fondamentale importanza, andando a rimediare a tante altre gare dove magari avevamo anche giocato meglio ma non avevamo raccolto niente, forse proprio per la nostra incostanza che c'è stata anche quest'oggi nell'interpretare la gara, un primo tempo quasi del tutto apatico con una squadra che non è riuscita mai a costruire un'azione da gioco se in una sola occasione a sinistra, e la cosa si è verificata poi una sola volta anche nel secondo tempo, e quando lo ha fatto Zappa, avviata l'azione da Gaetano
Milano, il pallone è arrivato a uno dei giocatori più contraddittori di questo campionato, Janko, che ha messo a segno il gol partita che vale 3 punti, che vale tantissimo nella corsa a salvezza. Eh sì, proprio così, vittoria del Cagliari fondamentale oggi in trasferta, una sofferenza incredibile in questi minuti finali infiniti, 8 minuti, Vito, oggi alla lettera sono riusciti a leggere il recupero, ci scrivono anche: se dovessi andare in guerra voglio Mina proteggermi, giuro lo amo. Effettivamente ieri Mina oggi personalità importante. Eh sì, ha fatto la guerra praticamente con tutti e con i suoi compagni, li ha tenuti vivi, li voleva mangiare quando tenevano dietro il piede, insomma capiva che oggi era una questione veramente di vita e di morte e se l'è presa un po' con tutti, perché questa era una partita che dovevi portare a casa, ma l'hai portata a casa veramente, forse è una delle partite peggiori, dobbiamo essere sinceri, che il Cagliari ha giocato sul piano della personalità, sul piano del gioco, ha costruito 2 azioni manovrate e quelle 2 azioni hanno portato prima a sfiorare il gol in chiusura di tempo con la Padula e poi al gol che ha firmato Janko, perché io stento a ricordare un'altra azione manovrata raso terra con degli scambi come è avvenuto in queste 2 occasioni, non ne ho visto proprio neanche una, e il Cagliari ha portato a casa 3 punti fondamentali contro un Empoli che, come avevo detto alla vigilia, era un po' di fuffa, perché i suoi risultati erano maturati per un calendario che aveva permesso di affrontare il Sassuolo nel suo peggior momento, la Salernitana nel suo peggior momento, la Juventus giocando per 70 minuti con un uomo in più, insomma tutta una serie di episodi che avevano nascosto quella che invece è una squadra che forse sia qualcosa in più rispetto a qualche altra concorrente, ma è pur sempre una squadra che dovrà lottare per la salvezza insieme a noi, non una squadra che improvvisamente è diventata una potenza straordinaria. E ci presentiamo così al match di domenica prossima, di sabato prossimo contro la Salernitana, con questi 3 punti che sono fondamentali e con l'ipotesi, l'idea, l'ossessione che ci deve essere di riuscire a fare ancora il risultato pieno, perché solo così potremo mettere un bel credito rispetto a quello che sarà un terribile mese di aprile, perché è vero che adesso noi abbiamo 4 partite, abbiamo altre 3 partite alla portata, ma è altrettanto vero che poi arriveranno tutte quelle toste, quella con l'Atalanta, quella con la Juventus, quella con le squadre che stanno in alto in classifica, quindi bisogna mettere adesso legna in cascina, punti in classifica e fare in modo che siano gli altri a entrare in crisi, nella crisi che noi abbiamo affrontato e dalla quale siamo usciti solamente oggi con questo 1-0 di fondamentale importanza. Eh sì, proprio così, ci saluta Luigi che sofferenza 3 punti importantissimi alla prossima, ci scrive anche Dino Dallodi, Vittorio l'aveva provisto qualche giorno fa con Matteo Bruni, ci voleva anche se forse non strameritato, ha letto perfettamente, hai visto, c'è anche chi ti dà le statistiche. Grazie, ringrazio Dio, perché se lo dicessi io direbbero che me lo sto inventando in questo momento. Tu sei testimone del fatto che ho detto questa cosa 2 giorni fa. Sì, e intanto classifica che cambia parecchio, perché il Cagliari con questa vittoria va a 23 punti, distacca il Sassuolo di 3 lunghezze, si porta alla pari con il Verona, e adesso Frosinone che ha 24 insieme all'Udinese, il Lecce raccoglie un punto dalla Ciociaria e quindi va a 25 alla pari con l'Empoli, ci sono dal 13 in giù, praticamente dal 13° al 18° sono in 2 punti, in 3 punti, una roba davvero incredibile, sarà una bagarre salvezza davvero importante. Noi abbiamo finito il nostro tempo, Vito, ti ringrazio per essere stato con noi, meno male abbiamo vinto nonostante la bruttezza di questa partita. Che sofferenza ragazzi, ma che sofferenza vera. L'importante è aver colto i 3 punti, oggi sì è importante aver colto i 3 punti, malgrado la bruttissima partita. È giusto così, a volte bisogna anche vincere, bisogna riuscire a trovare questi risultati anche quando si gioca male. Quindi Vito, ci risentiamo sabato prossimo per il match con la Salernitana alle 15. A sabato, ciao a tutti, buona serata, ciao Francesca. Buona serata. Salutiamo anche la nostra Francesca che c'è stata con noi e ci ha aiutato in questa commento di Empoli Cagliari. Franci, ce l'abbiamo fatta, mamma mia, fiatone. Direi santo scuffet, no? Santo scuffet, santo Mina, oggi davvero meno male che il reparto arretrato oggi comunque è riuscito in qualche modo a evitare tutti i pericoli, qualcuno anche aiutato dalla posizione irregolare degli attaccanti. Grazie Franci per essere stata con noi, l'appuntamento per tutti è sabato prossimo alle 14:40 per seguire il match tra Cagliari e Salernitana. Io sono Andrea Sanna, vi lascio ai programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol.
Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing success.